Sì, cominciamo. Tutti pronti? Allora, amici bellini, amiche belline, buonasera. Spero che tutto sia a posto, le grafiche, le cose. Sfoghiamoci insieme. Esatto, amico mio, esatto, Carlo, è terapia di gruppo. Voglio leggervi tutti il più possibile. Veramente, non spendete soldi oggi, non donate. Non mi sembra nemmeno il caso che aggiungiamo spese a quello che sta succedendo, perché non è proprio il caso. Il rancore e la rabbia, Gargaroz, il mio problema è che, lo sapete, io sono sempre, sono spesso, è la mia linea, è una scelta, quello di essere prudente e non fare proclami prima del tempo. Però la mia rabbia, in questo momento io mi sento un po' in colpa con voi, perché vi giuro, ero possibilista, ho detto non cambierà molto, vedremo delle partite in cui i giocatori danno una reazione di orgoglio, delle partite dove il nuovo allenatore indovinerà la formazione, dove si faranno vedere delle cose che somiglieranno, l'idea che potevano somigliare, perdonate anche il mio italiano, a quello che abbiamo vinto l'anno scorso. E purtroppo nel mio essere possibilista, senza dire è viva oppure è uno scatafascio, vi ho detto che questo, insomma, che non ci sarebbe stato un grande cambiamento, e purtroppo, e io credo che con onestà non possiamo far finta di niente, è peggiorato di gran lunga il Napoli e la situazione del Napoli, al punto che se qualcuno dice facciamo i punti per la salvezza, a me viene in reaction dire facciamo i punti per la salvezza. È un illogico, non si dovrebbe fare così, però è inevitabile, perché questa squadra è passata dal potersela giocare con tutti in Europa, al punto che noi dicevamo vabbè, ma dai, magari il Manchester City prende una giornata, no, tu fai la giornata sì. È passata dal potersela giocare con tutti in Europa a poter perdere con tutti gli avversari possibili. Quello che basta fare con il Napoli, non devi fare niente di straordinario, devi essere ordinato in campo. Noi grazie amico mio, vi ho detto di non donare. Grazie mille. Sorridi, presidente, sorridi. Grazie, Bra 316, e grazie a tutti quelli che con grande fedeltà continuate a seguire, perché oggi era una di quelle partite veramente per soli tifosi. Gli appassionati simpatizzanti nel mondo schippano, vanno da un'altra parte, vanno a vedere qualche altra cosa. Quindi questa è la situazione triste. Siamo passati veramente non devi fare niente contro di noi, ti metti là in attesa, ordinato. Se non te la butti da solo in porta, non c'è problema, non corri rischi contro il Napoli, qualsiasi avversario. Di conseguenza dai una fiducia incredibile a chiunque che ti viene ad affrontare, in casa, fuori casa. Adesso anche, vi ricordate, ma fuori casa avevamo uno score quasi da scudetto. Scende anche quello, scende.
Hai dato fiducia, e quando dai fiducia agli avversari, gli avversari pasteggiano sul tuo cadavere, ed è veramente difficile, e non c'è mercato che tenga. Noi possiamo illuderci che adesso arrivano i giocatori che te la risolvono, ma guardiamo la realtà dei fatti. Oltre alla lentezza, la velocità nel cedere Elmas e la lentezza nel prendere il suo sostituto, che poi non è neanche il suo sostituto, ma l'unico acquisto che hai fatto è Mazzocchi a 3 milioni. Premessa: Mazzocchi, figlio di Napoli, Pasquale, ti abbraccio con tutta la mia forza, perché potresti essere mio fratello minore, e lo so che non è colpa tua, assolutamente. Tu coroni un sogno, e purtroppo per la voglia di fare e per la voglia di dare una mano hai alzato quella gamba, perché volevi spaccare tutto, volevi risolvere, e lui mette un cross, fa una bella discesa e mette un cross proprio di voglia, di carattere, di voglia di... Sei il napoletano che vuole risollevare il Napoli, ed è un peccato proprio, però è da prendere come esempio. Quando voi adesso mi dite Conte, ma di cosa state parlando? Adesso diventiamo virali, adesso cominciamo a dire le cose come stanno, così se poi devo essere smentito dai fatti, qualcuno fa il clip e dice: Vira stu scema, aveva detto che Conte non verrà mai. Conte non verrà mai, 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 mai. 150%. Conte è venuto a sfotterci in tribuna, oppure a vedere e a constatare che la situazione non è recuperabile. Perché? Perché Conte era quello che si lamentava dei grandi acquisti. Adesso lo hai convinto con Mazzocchi a 3 milioni a Conte? No. L'anno prossimo compri i grandi giocatori perché dai a Conte i grandi giocatori? No. Conte non viene, Conte va al Milan, Conte va alla Roma, Conte torna alla Juventus, Conte resta a piedi. Conte non viene, cominciamo a dirlo subito, perché sto leggendo gente speranzosa, meno male, ma viene la dovete smettere, e dovete smettere di ascoltare a chi vi racconta frottole, balle una dietro l'altra. La prima balla è che Mazzarri aveva impressionato il gruppo, che sono stati tornano i sorrisi, e che sono impressionati dalla cura Mazzarri e dalla grande cura dei dettagli, maniacale in tutto quello che fa. Non è possibile, è falso, e non ce le dovete raccontare queste stronzate, non è possibile. Poi la speranza è sempre l'ultima a morire. Uno tifoso, senza fare analisi, senza niente, vede che cambia un allenatore che era disastrato, e allora dice: magari qualcosa ritorna. Non è possibile che proprio niente, non può uscire proprio niente da questa squadra. E invece quando tu spegni la luce è difficile ritrovare l'interruttore. Questa è l'unica similitudine, metafora che posso fare, più similitudine che posso fare. Si è rotta la lampadina, è buio, non vedi dove sta l'interruttore, ma pure che lo trovi l'interruttore devi cambiare la lampadina, salire sulla scala, è buio, è finita, devi aspettare che esce giorno. La notte deve fare il suo corso, quindi devi aspettare che esce giorno. Quindi in questo momento tu ti devi mettere in un angolino sperando che non ci siano insetti, perché io ho paura degli insetti, e quindi ti metti in un angolino sperando che non succeda niente. Allora, vi abbraccio tutti e cerco di leggervi tutti. Ciao Johnny, ciao Edison, ciao Alessandro, ciao Talis, ciao Dani, ciao Gennaro, perché è un po' di tempo che non vi sto salutando, e poi alla fine lo so che alla fine della live restano quelli là più che scrivono, e finisco per leggere sempre gli stessi, e non devo leggere sempre gli stessi. Un abbraccio a Polli. No, ma ti capisco, figuriamoci, tutti demoralizzati. Sì, probabilmente se non avessi il canale me ne andrei a funghi. Luigi, Aldo, Gabriele, Cristian, Raffaele: vorrei vedere una DL che ammettesse di non poter mantenere il Napoli così in alto senza una struttura societaria di livello adeguato. Purtroppo, caro Raffaele, è successo il contrario, perché avendo vinto senza una struttura societaria, senza la figura dell'ex giocatore, senza il direttore generale, avendo vinto in quel modo,
De Laurentiis si è sentito onnipotente, ha detto ma sì, ma Spalletti quando mai? Lo può allenare anche Edo il Napoli, ma quando mai giunto non mi serve, scelgo io allenatore, faccio io il mercato. E quindi questa onnipotenza che lui si è sentito, e nessuno ha avuto la forza, il coraggio, la visione, perché lui è visionario, nessuno degli altri che racconta il calcio ha avuto la visione di dire guarda, non essere troppo ottimista, perché il Napoli già stava in caduta libera dopo aver vinto lo scudetto matematicamente, e là l'intuizione di chi ne capisce di calcio deve capire che probabilmente il gruppo o è affamato o è appagato o ha dato troppo di più rispetto a quello che vale, o seguiva Spalletti fino nel fuoco ma senza Spalletti non lo seguiva, o Giuntoli poteva probabilmente fare da tramite in certe situazioni, i rinnovi, quelli che devi cacciare, quelli che devi vendere per monetizzare, quelli che devi comprare per rendere i titolarissimi non troppo sicuri di quella che è la situazione, troppe cose una dietro all'altra che hanno permesso questo scatafascio assoluto. Lui ha chiesto scusa. Che mi significa chiedere scusa? Tu devi fare il presidente, devi mettere delle figure, devi mettere un direttore sportivo, un direttore generale, devi delegare a quelli che sanno di calcio e non deve essere tua responsabilità. Tu devi raccogliere i frutti, fai l'imprenditore, devi investire, non devi servire ai tavoli, devi investire e raccogliere i frutti. Se investi bene, raccogli i frutti. Se hai investito male, non raccogli i frutti. Questo è l'imprenditore che fa impresa, non che fa presa. È una frase cara al presidente. Ha parlato Meluso, mi fate sapere. E questo io qua vinco facile, vinco 3-0 a tavolino io, perché in reaction si è visto al secondo gol, cioè si immagina, perché è facile immaginare che dopo lo scatafascio più totale, silenzio stampa e ritiro. Nel frattempo abbiamo saputo del ritiro a Pozzuoli, ne parleremo anche di questo. Non lo so sul silenzio stampa, ma ovviamente noi conosciamo i nostri polli. Li conosciamo bene i nostri polli, ecco perché non devi aggrapparti a quell'unica stagione in cui ti è andato tutto bene, ti devi aggrappare come storico allo storico del Napoli, delle varie stagioni con grandi difficoltà, che sei riuscito comunque ad arrivare bene in classifica, ma perché c'erano gli uomini che lo sapevano fare. Quindi era prevedibilissimo sia il ritiro che il silenzio stampa. Anche perché che fai? Mandi Frustarupi a parlare, che fai? Prendi Mazzarri dalla tribuna e lo mandi a un massacro, lo mandi al plotone di esecuzione, perché è un Mazzarri che umilia Simeone ancora una volta dopo le parole vacue della conferenza stampa. No, ma io l'ho visto, quello sorride, è un bravo ragazzo, adesso ci penso, ci ragiono. Non ci ragioni, avevi già deciso che oramai è Raspadori, la tua punta, e Simeone non lo vedi. È sbagliato a prescindere? No, amici miei, non è sbagliato a prescindere, perché poteva anche funzionare Raspadori. Ti porti dentro un uomo, mandi le mezze ali dentro e succede una cosa. Però gli devi dare palla a terra, devi giocare a pallone se vuoi giocare con Raspadori prima punta. Se giochi a pallone vediamo gli scambi così. Io ho visto lanci lunghi su Raspadori. E poi hai avuto l'occasione che Zielinski è un fantasma ancora una volta e la sostituzione di Zielinski deve essere chiamata con il suo nome, cioè sostituzione punitiva. Esiste, grandi allenatori la fanno, l'abbiamo visto in Premier League, credo lo stesso Guardiola lo ha fatto. Ti faccio sapere, mi pare fosse Sterling, ti faccio sapere che ti sostituisco perché hai sbagliato un gol che non si sbaglia. Lo potevi fare con Raspadori, ma lo fai con Zielinski che non tira nemmeno, perché Raspadori tira col tiro della paura addosso al portiere, Zielinski non tira nemmeno. Zielinski si gira, fa il suo movimento bellissimo esteticamente e poi non tira, si inginocchia, non è manco toccata, si inginocchia, pensava di prendere un calcio che non è arrivato. Tira a porta, tira in porta, stai nell'area piccola, tira in porta. Quindi Zielinski, sostituzione punitiva, giustissimo. Hai dentro la panchina disastrata la possibilità di mettere Simeone prima punta, Raspadori dietro, che è una cosa ideale, con Lobotka, Cajuste, cioè nella grande disperazione che il Napoli è in grande emergenza, avevi 11 uomini, 12, 13 da far giocare, che sono tutti potenzialmente titolari, signori miei, parliamoci chiaro.
perché è chiaro non c'è Osimhen, ma la sua riserva deve essere Simeone. Metti Simeone, Zielinski non sta bene, Simeone Raspadori, Raspadori che può fare un po' la mezzala che aiuta e un po' sta sottopunta, Kvara, Politano, tanto non c'hai Lozano, Kvara, Politano, Mario Rui, Di Lorenzo, Rachmani, te la puoi prendere con Juan Jesus, va benissimo. Signori, questo è il Napoli e lo potevi fare tranquillamente. Tu hai messo Mazzocchi e sei passato alla difesa a 3, e non ti offendere se poi un Antonio Giordano ti viene a dire ma con Zerbin eri a 5, perché noi abbiamo visto, e io ho cercato anche di difenderlo Mazzarri, in certe fasi di gioco si finisce a 5, sei passato a tutti gli effetti con la difesa a 3, con Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo braccetto, con Mario Rui che spinge, con Mazzocchi che spinge. Evidente, no? 3-4-2-1 o 3-4-3, come lo volete chiamare voi. E questo significa avere una spinta in più. Poi il calcio va come va, perché poteva anche, Mazzocchi metteva bene il cross con Raspadori però al centro, metteva il cross, il Napoli risolveva e tutto a posto. Ma adesso vogliamo prendercele tutte le responsabilità, anche non quelle che si è preso fintamente a DL, quelli che devono far giocare la squadra in campo, che non segna più. Nicola, grazie che mi fai prendere un po' di fiato. Mi fai prendere un po' di fiato, sono distrutto e amareggiato, ma forza Napoli sempre. Grazie mille, amico mio. Oscuro non faccio. Non so se avete notato, spero nelle dimissioni di Mazzarri, non so se avete notato, ho tolto lo scudetto? Lo tolgo. Penso che da regolamento non si possa fare per le televisioni, anche per gli sponsor, perché MSC ha pagato una bella somma per avere il suo sponsor grande in esclusiva con lo scudetto sopra. Non si può fare, il Napoli non può scusirsi lo scudetto per dignità, come stanno dicendo alcuni tifosi, levatevi lo scudetto. E penso che proprio anche la Serie A deve avere una squadra per i diritti TV con lo scudetto addosso, che sono i campioni in carica. Così come non te lo puoi mettere graficamente se non lo hai vinto, non te lo puoi togliere. Io lo tolgo, è l'unico gesto che posso fare. È troppo brutto, dovrei toglierlo anche dai loghi, perché tutti i loghi sono stati cambiati, tutte le trasmissioni in pompa magna che mettevano tricolori dappertutto. Io lo tolgo, stringendo quello che ha detto Meluso. Grazie Valentino, importantissimo. Troppe assenze importanti, le responsabilità sono anche dei giocatori, stiamo valutando per il ritiro. Non devi servire ai tavoli, esattamente. Allora, grazie Nicola e grazie Valentino per le parole di Meluso. Meluso, una vittima, è importante sottolineare come anche Mazzarri alla fine è una vittima un po' di se stesso e un po' della situazione dove si è andato a cacciare. Perché è evidente, tu mandi Meluso in questi momenti di grande difficoltà, mandi Meluso allo sbaraglio a parlare. Aiutatemi, fatemi parlare le persone. Io devo sentire tatticamente, signor Calcio Napoli, io devo sentire Mazzarri, io devo fare le domande, non le posso fare, ma devo sentire le domande a Mazzarri o a Frustalupi, perché è il suo secondo e si prendesse le responsabilità pure Frustalupi, che è stato disastroso con la Primavera. Tu non solo sei andato a prendere Mazzarri, ma hai preso anche come secondo Frustalupi, che è il secondo storico di Mazzarri. Io devo sentire tatticamente, le cose non funzionano, prendetevi responsabilità tattiche, non mandate Meluso che è l'ultimo arrivato e che non ha voce in capitolo sul mercato ed è la vittima sacrificale, lo mandate a protestare con gli arbitri e non succede niente, lo mandate adesso a prendervi... Mamma mia. Allora... Sera, se ne devono andare alcuni, solo la maglia, solo la maglia sull'esse non gioca a pallone. Kvara fuori, -15, zona retrocessione, Mazzarri manco le palle di fare la conferenza, DL la rovina, abbiamo dato via 2 che puntano l'uomo, Ciuchi e Elmas, senza dubbio sul finale. Non lo so però se è Mazzarri che non va in conferenza, di solito non funziona così.
se non sbaglio, anche nell'ultima partita dove poi parlò ADL, Mazzarri voleva parlare, o almeno ci ha fatto capire questo, perché delle cose le voleva dire. Quindi attenzione, perché questo errore l'ho sentito fare anche in passato, anche quando non c'era conferenza pre-partita e si diceva che Garzia non vuole parlare. Non è vero, è la società che decide queste cose. Anche se tu non vuoi parlare, dovresti essere mandato e costretto dalla società, sei un tesserato. Quindi sono cose che decide la società. Poi ragazzi, sui giocatori è chiaro che ti fanno perdere la pazienza, è chiaro che non puoi accettarlo, che sbagliano i gol davanti alla porta, che sono indolenti, sono distrutti, sono non disamorati, ma demoralizzati. Allora, Giovanni, Geoxvani, fammi acchiappare nel frattempo che ringrazio Nicola, ringrazio Valentino e ringrazio Giovanni. Volano tutti i messaggi, ragazzi, siete tantissimi. 1100 persone. I like ve li chiedo, non vi chiedo le donazioni, vi chiedo i like però, che sono gratis. Giuseppe Argento. Hai sentito che hai detto il dottore? Ha da passare un'ottata. Esatto, amico mio, esatto, esattamente. E forse in un momento del genere dovremmo ricominciare anche a fare gli spottini. Pensaci, pensa. Se ti viene un'idea, falla, eseguila e la postiamo magari non live perché poi ci vuole un sacco di tempo, ma la postiamo nel prossimo video magari domani. 1100 induscato, veramente demineralizzati. Allora, devo recuperare Giovanni perché stanno volando tutti i messaggi e vi ringrazio tantissimo. Secondo te ad oggi esonero serve? Io vorrei Tudor. Amico mio, io lo scrissi, non mi ricordo troppi social, non lo so se l'ho scritto agli abbonati, se l'ho scritto su Instagram, se l'ho scritto in privato a chi me l'ha chiesto. Io feci una lista di possibili allenatori che erano liberi all'epoca e dissi, visto che, prima che si annunciasse Mazzarri, visto che non esiste solo Mazzarri, questa è la mia lista di preferenze. Ad oggi, Fabio Versatili, inverosimile, ti voglio bene, tu ci metti la faccia, se vuoi entri in live, esce la metto contro ADL, scaccherine meglio, Mazzarri non rischia, il DS ha richiamato i giocatori e staff. Esatto, giusto Fabio, ha detto Stanfa, è giusto quello che dici Fabio, perché se arriva poi il DS che parla che anche i giocatori sono responsabili, probabilmente questo solleva l'incarico, solleva le responsabilità a Mazzarri e quindi non è colpa sua. Questo significa unire i puntini, poi le cose possono cambiare, ma questo significa unire i puntini. Allora, io non lo so se serve l'esonero, se arriva uno bravo, credibile, su cui punti già per l'anno prossimo è un conto. Ascoltatemi bene, io non lo so se Tudor è l'allenatore che serve al Napoli, perché Tudor non è solamente un cambiamento di modulo, è un cambiamento di atteggiamento, probabilmente anche lui ha bisogno di giocatori specifici per fare il suo calcio, però è un allenatore più moderno, è un allenatore che sicuramente studia, non è che si è dovuto studiare l'anno prossimo, studia tutti i giorni tutti gli allenatori perché questo è il suo futuro, il suo mestiere nel futuro. Mazzarri è alla frutta, Garzia era alla frutta, quindi almeno uno. Io li preferisco esperti quando hanno ancora fame, perché Sarri era esperto e aveva fame di crescere, Spalletti era esperto e aveva fame finalmente di non essere considerato un perdente, Mazzarri la fame è finita, e onestamente ha fatto quello che ha fatto e va bene. Garzia idem. Adesso vi leggo tutti, devo fare sempre così, allora devo dirvi sempre di non donare. siete fortissimi. Quindi la questione Tudor non lo so, però se prendi un allenatore adesso gli devi consegnare secondo me la squadra per i prossimi anni. Non serve, e come lo dissi quando hanno suonato Garzia, non serve un traghettatore, perché il traghetto affonda, è bucato, ci sono falle da tutte le parti, non serve traghettare, la stagione è lunga, devi giocarti la Coppa Italia e siamo usciti, devi giocarti la Supercoppa e sarebbe interessante, sarebbe sfizioso vincere una Coppa in un anno così, vedi Gattuso che vinse la Coppa Italia, ma devi dare un allenatore che riporta dei principi a questa squadra. Si è scelto il buono
Mazzarri che ha studiato, che è cambiato, che ha studiato di simpatia, non so dire Kvara, non so dire nemmeno io i nomi degli italiani, figuratevi se so dire Kvara, tutte queste cose qua. Era la scelta sbagliata. Tudor, se tu gli dai, ok, ho scelto te, mi convinci, cerca di fare il possibile, ti ambienti, perché conosci l'ambiente, ti ambienti nella cosa, quello che succede, sei tu fino alla fine e sei tu anche l'anno prossimo, perché ti voglio dare un anno, almeno gli devi dare 2 anni. Così i giocatori, invece di guardare a Mazzarri e dici ma chi sta tanto l'anno prossimo, a me che me ne fotte, cioè, parla, perché può essere che reagiscano così, gente che da giovane ha vinto uno scudetto. Devi dare ai giocatori zero alibi, cioè il prossimo allenatore sarà l'allenatore anche l'anno prossimo. Esiste questo profilo? Non lo so. Giuseppe l'abbiamo ringraziato. Lourdes, Gabriela, ma i leader dove ci sono? Al di là di ADL, dove sono i di Lorenzo Mario Rui? E cara amica mia, e questo è un altro problema di cui abbiamo sempre parlato, mancano i leader. Tu ti sei tolto Insigne, ti sei tolto Merz, ti è andata bene, ma il leader di quella squadra era Spalletti che sul pezzo sempre, anche con il Napoli 3-0 che urlava addosso ai giocatori e li teneva sul pezzo. Di Lorenzo è un leader silenzioso, è un leader che è sempre educato, non è uno che urla in faccia alla gente. Abbiamo intravisto una reazione dopo il fallo di Politano, ma è una persona per bene che sicuramente sarà troppo vicino come rapporti anche con i compagni e non riesce a farsi sentire. Mario Rui idem. Oggi abbiamo visto una cosa, Mario Rui che butta il pallone in fallo laterale per far rialzare chi era, Vlasic, che era a te, no, Bellanova, non lo so, che era a te, si stava già rialzando, gioca a pallone, fai vedere che... Quindi mancano anche queste figure qua. Il Napoli non ne ha mai avute, è mai andata bene l'anno scorso perché c'era Spalletti, evidentemente quella è la grande differenza. Umberto, vorrei sentire tu che faresti se fossi ADL per salvare la stagione e rientrare nei primi 4. Tu che faresti? I primi 4 te li devi scordare e non dobbiamo pensare ma siamo solo a 5 punti perché la Fiorentina ha perso, il Bologna. No ragazzi, troppe squadre, ce li dobbiamo scordare matematicamente perché sono troppe squadre. Quindi vedi, stecca la Fiorentina, adesso probabilmente risalirà la Roma, la Lazio che ha fatto? Perché quando poi diventano troppe squadre, voi mi parlate del quarto posto, il quarto posto l'hai salutato, adesso devi decidere a tavolino se vuoi arrivare in Europa League o ti dà fastidio, se ti sta bene la Conference League o ti dà fastidio. A questo punto io posso pensare che va più che bene un Mazzarri in confusione perché non ci vuoi andare in Conference League, perché ti dà fastidio. La Lazio ci ha raggiunto a 28, fatemi vedere. Esatto, perché hanno vinto con l'Udinese. Benissimo, nel frattempo sarà in Italia, perché poi ci sarà Roma-Atalanta. Una delle due, se pareggiano, ti hanno preso un punto ancora una volta. Quindi il quarto posto non è così. In questo momento tu devi già solo programmare per la prossima stagione. Questa stagione è andata, tocca ai giocatori capire se tocca ai giocatori capire se vogliono essere dimenticati, perché saranno dimenticati. O meglio, ce lo ricordiamo quello che hanno fatto con lo scudetto, i grandi eroi, i Murales, eccetera, eccetera, ma saranno fortemente ricordati da questa stagione umiliante. I ragazzi lo sappiano e qualcuno glielo dica, che il tifoso napoletano sì, la grande riconoscenza per sempre, ma se poi mi fai fare brutta figura su tutti i campi e il meritiamo di più diventa cacciate le palle, attenzione, e dopo il cacciate le palle significa vattene, significa non ti voglio vedere più, e uno dopo l'altro lo stiamo sentendo che i tifosi piano piano cominciano a prendersela anche con i giocatori, quindi sta ai giocatori, non sta a Mazzarri, non sta a ADL. Questa stagione si risolve solo se i giocatori prendono un pochino in mano il loro orgoglio e anche se si vogliono volete farvi vendere, impegnatevi. E in una stagione disastrosa dice però cazzo, Kvara nel girone di ritorno ha fatto questo e questo anche da solo, e merita il palcoscenico, e quindi
perché Spalletti ce l'aveva detto troppo bene, se non vai in Champions le offerte non arrivano, e non fatemi ridere con l'offerta per Politano dall'Arabia Saudita, non esiste questa offerta, altrimenti lo devi vendere subito, Politano così vecchio, quale rinnovo? Smettetela di dire stupidaggini, e se sono vere queste stupidaggini, smetti la Napoli di fare stupidaggini. Quindi questa stagione è andata, si deve pensare a fossi in ADL, scelgo un direttore sportivo importante, lo metto sotto contratto e lascio a lui la scelta del prossimo allenatore. Questa è l'unica cosa da fare. Aldo, il problema tattico si può risolvere, ma l'aspetto mentale mi preoccupa tantissimo, ormai non sono più squadra, non c'è voglia, che brutto. Hai ragione Aldo, hai ragione. Il problema tattico è fino a un certo punto, perché lo sappiamo che tutti i numeretti vanno bene, se lo vuoi fare e fai le cose a 1000 all'ora con la voglia di farlo, convinto, con il coraggio, perché c'è poi sempre questa mezza e mezza, no? Che il pallone scotta e si vede sul volto che i ragazzi non stanno tranquilli e anche le cose semplici non ti riescono, come un tiro. Se io vi faccio vedere lo screenshot del tiro di Raspadori, molto molto più facile prendere la porta e non il portiere, molto più facile che rispetto a Gaetano e Kvara contro il molto più facile, era proprio sul suo piede sul destro. Quindi non ti riescono le cose semplici, perché è così, quando il cervello è andato. Quindi lì il mental coach, che si dice sempre, se esiste un mental coach bravo va bene anche quello, ma serve gente competente. Tudor il traghetto, Mazzarri la scialuppa. Io non lo so, guarda, veramente non so da dove partire. Virgilio, ciao a tutti e a tutte, scrivo da tifoso ignorante, errori fatti prima della stagione e di concetto per il futuro, soffro, vi abbraccio. Siamo tutti ignoranti, Virgilio, assolutamente, siamo qui per dire la nostra, e con grande compassione, spassionatamente, perché non abbiamo degli interessi nei confronti di uno o di un altro. A noi ci sta bene solo quando il Napoli vince, quando il Napoli fa belle cose e quando riusciamo a uscire dalle difficoltà. Purtroppo, raggiunto il fondo, stiamo scavando, e gli errori fatti dalla prima della stagione è esattamente quello che dobbiamo sottolineare rispetto a quello che ha detto ADL. Martino, difficile, appena ho saputo di Kim al Bayern sapevo che sarebbe andata così, il vero artefice dello scudetto, 5 punti dal quarto posto, non molliamo. Caro Martino, io prima di tutto ti ringrazio per la tua generosità, sei carissimo, lo so, 5 punti dal quarto posto, ma troppe squadre in mezzo al quarto posto, quindi tu devi vincere 2 partite e tutte le squadre devono perdere contemporaneamente 2 partite. Renditi conto di quanto è difficile tutto questo, devono perdere 1, 2, 3, 4, 5 squadre tutte insieme, mentre tu devi vincere 2 partite consecutive, cosa che il Napoli non riesce a fare. Quindi non molliamo, noi tifosi non molliamo sicuramente, noi stiamo sempre qui, ci svegliamo alle 6 del mattino, ci svegliamo tardi, ci guarderemo tutte le partite, sono i ragazzi che non devono mollare, ma per un orgoglio personale, perché non si spezzeranno le gambe per mandare in Champions una squadra che non sentono più loro e che alla prima occasione ci lasciano e vanno da qualche altra parte. Assolutamente. Ti ringrazio tantissimo, Martino. Sono veramente amareggiato. E mi rincuora solamente poterne parlare con voi, onestamente. Come interpreti la presenza di Conte in tribuna? È anche vero che c'era anche Ventura. Esatto, bravo Pietro, bravo. Ti sei risposto da solo. Magari ti vai a vedere 2 allenatori sulla cresta dell'onda che lavorano in un certo modo per tenerti aggiornato. È uno sfottò. Conte è uno juventino che è venuto a prendere per il culo i napoletani con la presenza in tribuna. Credetemi, è così. Poi non ho nessuna prova per portarvi questa verità come certezza assoluta. Ci è venuto a prendere per il culo. Anche stavolta i giocatori stanno presentando il conto alle angherie di ADL. Le esperienze post Ancelotti e Gattuso non gli hanno insegnato niente, è solo colpa sua. Piano sempre con le parole, ma sappiamo
che è questa la verità. Io non mi capacito proprio come una squadra che ha fatto la storia lo scorso anno, non sono una massa di brocchi. A proposito, visto che questo messaggio riporta alla squadra che fondamentalmente ha perso solamente Kim e Martino mi diceva era lui l'artefice, non è solo lui l'artefice, però io voglio sottolinearvi una cosa, io questo dato, quelli che mi seguono, siamo in 1200, quindi mi fa piacere farlo sapere a più gente possibile, compresi gli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori leggessero i dati che vi porto. Vedete il primo giocatore? Il primo giocatore è Kim Min-jae. Questa è la classifica dei passaggi in media per partita, e quando parlo di passaggi riusciti in media con una percentuale di 91%, quindi su 100 passaggi 91 vanno a segno, passaggi chiave 0,3, 80 passaggi a partita per Kim Min-jae. Dopo di lui Rachmani, dopo di lui Mario Rui, dopo di lui Anghissà, dopo di lui Di Lorenzo e dopo di lui Lobotka. Quello che non avete capito, non voi tifosi, ma quello che i vari addetti ai lavori non hanno capito, quando avete detto, vabbè, Kim sì, però quello non sta giocando benissimo al Bayern, andatevi a vedere, perché l'amico Francesco Perrone tra gli abbonati stiamo studiando, perché noi studiamo. Andatevi a vedere la percentuale di passaggi riusciti di Kim col Bayern e poi mi venite a raccontare che tipo di stagione sta avendo Kim al Bayern. Probabilmente non starà avendo la stagione fantastica che ha avuto l'anno scorso, ma la forza di Kim non era solamente le pezze che ci metteva in velocità quando magari prendevamo una pallata e c'era un contropiede fortissimo sotto quel punto di vista. La forza di Kim era in impostazione, era lui che faceva partire tutte le azioni con passaggi verticali, rasoterra, precisissimi, non palloni buttati a cazzo, passaggi verticali, rasoterra, e lui giocava sul centro-sinistra, quindi da lì si sviluppava tutta la catena di sinistra con Zielinski che poteva scambiare di prima, con Lobotka, si muoveva a Kvara, le sovrapposizioni di Mario Rui o di Oliver. È lì che avete sottovalutato la forza di Kim e ti sei andato a prendere Nathan, che va benissimo, sarà fortissimo, scivolate, le sventagliate. La forza era di uno che ti impostò un vero e proprio regista difensivo, e nessuno ne ha parlato. Io sto portando questo screenshot da giugno, da quando sapevamo che era già abbiamo aspettato come lo dovevamo sostituire, l'ho portato in televisione, nessuno mi ascolta, nessuno se ne fotte di queste cose qua, e poi mi vengono a dire ma il calcio non è solamente numeri, ma i numeri ti aiutano a capire delle cose. Se parti da un presupposto di analisi, allora forse non fai gli stessi errori nel futuro, perché noi dobbiamo capire gli errori nel futuro. Ma pigliato a Mazzocchi, va benissimo, va più che bene, viva Pasquale, ma Mazzocchi ti risolve questa squadra? Gli ha fatto pure un contratto lungo, 4 anni. Mazzocchi ti risolve questa squadra? Non te lo risolveva Zanotti, ma non te lo risolve nemmeno Mazzocchi. Quindi non pensate che il mercato di gennaio improvvisamente il ricco perché ADL ha chiesto scusa, si è preso le sue responsabilità e adesso con il mercato va bene. Poi se qualcuno vuole studiare, andatevi a vedere le percentuali di passaggio e di impostazione di Dragusin, e se quelli sono numeri interessanti fatevi 2 calcoli, fatevi 2 conti. Ma non è vero proprio. Tutti i tifosi del Bayern che conosco qui sono contentissimi di Kim. Alberto, capito? Hai capito? Perché poi la fortuna della mia community è che siete in tutto il mondo. La bellezza è questa. E allora io, se ho un dubbio, perché non mi posso guardare, onestamente io faccio il musicista, non mi posso guardare tutte le partite del Bayern per togliermi sassolini dalla scarpa o per correggere analisi approssimative che ci vengono a dire da quelli che fanno questo per mestiere. Non lo posso fare, non ho il tempo, ma mi basta girarmi indietro e dire Alberto sta in Germania, Virgilio sta in Germania, quell'altro che abita in Francia, in Inghilterra, Tore Falanga mi può parlare della Premier League. Basta pochissimo. Vi abbraccio, però non parlo più, anzi è il momento di un vocale,
perché non vedo i like, non so quanti like ci stanno, i messaggi sono tantissimi e cercherò di leggerli il più possibile, però i like, perché qua dobbiamo fare il record di like nel momento più negativo del Napoli. Ci possiamo riuscire. Veramente, veramente. Io sono veramente orgoglioso di tutti voi. Like messo, grazie. 509 devono raddoppiare. Nel frattempo ascoltiamo un vocale partendo da Time Paradox. Ciao a tutti amici bellini, cercherò di essere breve. Mazzarri out, non l'ho mai detto per nessuno, nemmeno per Garzia. Mazzarri out, proponi una squadra, l'ennesima che è spenta. Alla fine del primo tempo togli Zielinski giustamente, ma invece di mettere Simeone, che non so che cosa ha contro Simeone, mette Mazzocchi, mette 3 terzini in campo. Cosa servono 3 terzini? Lo vuoi mettere in un altro ruolo, ma lui giocherà fuori ruolo, di conseguenza metti un Simeone, sposta, se non vuoi cacciare fuori i Raspadori lo metti più indietro, fai un 4-2-3-1 oppure un 4-3 con lui in cursore, cambia qualcosa. Sei venuto a Napoli per rimediare ai problemi precedenti, ma ne stai creando di nuovi, di peggiori. Siamo sotto media punti, ancora peggio che con Garzia. Vattene, per cortesia. Non so se sia peggio. Fermo Francesco, non devo aggiungere niente, mi sembra logico lo sfogo dell'amico, e senza volermi accanire, però è nell'analisi di quello che poi sono le scelte, perché poi tu stai in grande difficoltà, ma puoi fare delle scelte all'interno di questa specifica partita che non convincono. E ringrazio Maurizio, tifoso del Toro, e oggi ero allo stadio. Secondo me, almeno oggi avete giocato contro la società, non siete scesi in campo. Spero in una ripresa e anche in un gemellaggio. Guarda, a me sta simpatico il Torino in generale come storia, forse anche, e lo diciamo tranquillamente, per la rivalità che poi c'è con la Juventus e che quindi noi condividiamo. Ma il Torino è una squadra che nel suo DNA c'ha questa condizione di lotta sempre per la maglia al di là del risultato. Non lo so come nascono i gemellaggi, ma ti ringrazio per essere qui con noi, e non lo so se esistono situazioni in cui i giocatori giocano contro la società, non vi posso escludere niente. Certo è che non sto tranquillo, onestamente, non sto tranquillo, perché poi quando qualcuno mi chiede, dice ma esoneri Mazzarri, chi chiami? Se arriva un Grava cioè che già sta in società, oppure l'autogestione di cui si è parlato, perché vi ricordate che qualcuno ci ha parlato di autogestione, io non sarei tranquillo di far autogestire questo gruppo, E ringrazio a tutti quelli che si stanno abbonando in questo momento, Raffaele, Matteo, tutti quelli che già sono abbonati, scrivetemi sempre in privato così vi posso aggiungere al gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Vi abbraccio tutti, quelli che magari erano già abbonati, magari stanno ritornando, vi abbraccio tutti, grazie mille. E scrivetemi in privato se non siete già nel gruppo. Davide per esempio nel gruppo: ciao ragazzi, abbiamo uno spogliatoio a pezzi e forza Napoli sempre. Ah, Valentino, oh, è pazzo. Ah, Valentino praticamente ha regalato abbonamenti. Io avevo letto questa cosa. Ah, vedi, Valentino ha regalato abbonamenti a 5 utenti. Che bello, che bellezza. Vai. È una cosa straordinaria, veramente sono contento. Non sapevo come funzionava questa cosa, adesso sto imparando un'altra cosa. Allora, scrivetemi in privato tutti quelli nuovi e poi ci regoliamo col gruppo Telegram. Fatemi sapere, tutto ciò avverrà alla fine della live. Un Elmas al posto di Zielinski.
non stato utile, o forse, sottolineo forse, meglio ancora Samardžić, se hai venduto Elmas a mercato anche sì, Francesco, esatto, sono d'accordissimo. Non so se Samardžić va a coprire tutte le caselle che ti poteva coprire Elmas, ma lo dovevi avere già cioè non posso sentirmi dire ma quella trattativa è difficile perché il padre lo sai già, cioè non è nemmeno una cosa nuova che tu dici io non sapevo che Elmas era problematico da comprare, niente di meno. E Samardžić aveva fatto le visite mediche con l'Inter e salta tutto per i rapporti tra la gente e il padre. Tu dovevi già, se ci dite che Samardžić è il tuo obiettivo, tu dovevi già aver fatto tutto il 27 dicembre. Avevi risolto i contratti, avevi risolto le commissioni, gli agenti, gli sponsor, i diritti di tutto dovevi aver fatto. Perché Elmas l'hai salutato il 27 dicembre, il mercato è aperto e sei andato senza, perché poteva anche risolverti oggi un Samardžić una partita con un tiro da fuori. Samardžić è un giocatore di talento, Samardžić è un giocatore che non soffre tutto quello che stanno soffrendo adesso i vecchi, entra, gioca a pallone con la freschezza di chi è 21 anni, dammi il pallone, vediamo che faccio, ed è uno anche che ha i colpi pur di scartarsi tutta la squadra come ha fatto contro di noi. Altra cosa che deve essere sottolineata al 100%, io l'ho detto, Manolas, vendemmo Manolas, arrivò Tuanzebe dopo tanto tempo. Manolas fu venduto a mercato chiuso, arrivò Tuanzebe dopo tantissimo tempo, a metà gennaio. Quindi quando mi venite a dire ma sei fiducioso che quello sta facendo il mercato, arrivano subito, non è vero. Abbiamo tutto il diritto di essere preoccupati perché lo storico del Napoli è questo qua. Quindi quando lo storico, non l'unico gennaio in cui fai delle cose incredibili, per esempio Demi Lobotka e Politano, tu prendi quello come esempio. No, lo storico del gennaio di De Laurentiis non è di grandi colpi e di sicuro non è di grandi colpi tempestivi presi subito perché stai recuperando. Questa è la logica. Gol della Salernità. Siamo arrivati guarda, non vorrei dire perché poi magari la Salernitana perde, cioè ha perso 6-1, già c'era Walter Sabatini, ora diciamole bene, perché però può essere che dopo una scoppola che prendi 6-1, insomma si mettono lì anche i giocatori con un po' d'orgoglio, sono andati in vantaggio anche anche in Coppa Italia, quindi non esultate troppo subito perché è così, però uomini di calcio servono, non risolvono tutto sempre, ma uomini di calcio servono, questo lo posso dire con certezza. 635 like è una vergogna rispetto a quello che sta succedendo in chat, siete veramente tantissimi e io vi abbraccio. Catena di sinistra, qualche partita inesistente. Già, bravo Alberto, non sperate in Samardžić o Dragovic, non arriverà nessuno, è la solita supercazzola, spero di essere, esatto, bravo Alberto, speriamo di essere smentiti, ma lo storico questo ci dice. E grazie mille Alberto, grazie tantissimo, è una conferma di quello che pensavo. Questo l'ho detto in reaction, andatevela a vedere la reaction, c'è più analisi tattica nella reaction che nelle trasmissioni. L'ho detta. No. Catena di bravo, giochiamo solo a destra. È vero, si gioca solo a destra. Mario lui non fraseggio, Zero non viene incontro, Kvara spostato al centro, me lo sono sognato, è così Cristian, è così, è evidente. Poi che Mazzarri stia studiando, come ci ha detto, di mettere Kvara un po' più al centro con questi movimenti, va benissimo, sono tutte cose che funzionano, che possono funzionare, non lo vogliamo troppo largo, anche se Kvara ha dato il meglio da esterno puro senza doversi accentrare. L'anno scorso esterno puro non c'era problema, lo potevano raddoppiare, non c'era problema, però stai cercando qualcosa di nuovo e va bene. Non funziona tutto il resto intorno. Cajuste che si ritrova a sinistra, Zelinski che va ad occupare alcuni spazi, la posizione media ci dirà delle cose, ma la partita che abbiamo visto, se te la vai a rivedere, ti spiega tantissimo. Io mi sto cominciando a segnare, non so se si vede, ma mi sto cominciando a segnare i minuti in testa della cosa qua, per fare poi gli screenshot il giorno dopo. Lo screenshot non mi basta con gli highlights, perché ci sono dei momenti di pressing che tu non vedi negli highlights,
pressing fatto a caso, a casaccio, giocatori che stanno in posizioni strane che non abbiamo mai visto. E tu hai studiato nel Napoli Spalletti, ma l'hai studiata manca a Chiapaca. Scusatemi e perdonatemi se utilizzo il linguaggio del mio presidente, ma l'hai studiato male. Mazzarri si è dimesso, vediamo, controlliamo, perché può essere che Salvatore Marra sta esagerando, però tutto può essere. ADL out, Mazzarri aveva detto sono stanco, è vero, lo disse il primo giorno, il modulo non serve il gioco, c'è Laurent Blanc libero, era uno di quelli che avevo messo nella lista degli allenatori. Si gioca solo a destra per essere buoni, e hai ragione, perché poi non è che a destra siamo dei fulmini. 7 punti in 7 partite, stesso numero di Doradoni, non si degna da 3 partite di fila come il 2009. Signore, aiutaci tu. Mazzarri ha studiato, ma ha preso 3 in orale e 2 in pratica. Mazzarri ha comunicato le dimissioni, la società, ma veramente, allora state confermando questa cosa? La società ha chiesto 24 ore di tempo per capire cosa fare. Zielo preme per essere ceduto a gennaio, e penso che cioè, se l'Inter ha la possibilità di farlo firmare a 0 per l'anno prossimo, e in questo momento a centrocampo sono stracolmi perché non hanno bisogno di un altro centrocampista, preme per essere ceduto a gennaio, ma ti fanno il favore a te di darti 2-3 milioni per vendertelo subito? Boh, va bene, va benissimo, vuol dire che di centrocampisti ne devono arrivare 3. Allora, questo ovviamente è un tema, perché ADL con 3 allenatori a busta paga non si è mai visto. Richiamare Garcia, io ti direi, capita spesso nelle società disastrate, fai un esonero, non va bene la cura e richiami quello là di prima perché dici almeno questo già sa e non devo avere, perché è comunque sotto contratto. Saresti tenuto a venire, ma dopo che l'hai insultato, dopo che l'hai delegittimato e dopo che ad ogni piè sospinto hai detto no, quello era lui il problema, lui ha detto che non si è visto il Napoli, frase falsa, perché poi vai a riprendere la presentazione che è online, la presentazione di Garcia in conferenza con ADL, e Garcia dice io l'ho vista le partite del Napoli e so che correvano tutti insieme senza fare le prime donne, poi non le ho viste tutte, dice con onestà, ma ho visto le partite dove correvano tutti a fare fase difensiva, quindi il mio compito è di continuare a farli correre così. Quindi altra frase fatta e falsa di ADL. Non si è visto il Napoli, lo dovevo esonerare a capo di monte. Non lo puoi richiamare più, perché là deve uscire la dignità, e la dignità mi interessa più dei punti, perché io in Garcia, se fossi stato in Garcia, ti dimetti quando arriva il preside a guardare gli allenamenti, ti dimetti e con dignità vai a cercarti un altro, non ti prendi i soldi, però capisco pure che arrivato a un certo punto ognuno fa delle scelte. Serve rifondelegare, grande Giorgio, ma no, questo è commento memorabellino di Giorgio. Rifondare e delegare, rifondelegare. Giorgio è sempre stato straordinario, è sempre stato uno che prima di scrivere una cosa sa, sono sicuro che ti hanno copiato negli anni senza citarti. Meluso allenatore. Hai capito? Si è creato anche questo, esatto, non si può richiamare assolutamente. Sarebbe il terzo errore dopo averlo ingaggiato, esonerato in quel modo, troppo tardi, troppo presto, decidetelo voi. Avere chiamato a uno che non era proprio il caso di chiamare, richiamarlo sarebbe il quarto errore. No, non si può fare. Non credo che si possa fare. Esoneremo ADL, Giuliano, e se avessimo ogni tanto esce la cosa, la storia in mezzo, ma l'azionariato popolare purtroppo non si fa. Scherzi a parte, questo Napoli ostaggio del suo presidente, società volutamente smantellata per gestire i costi, da bottega di lusso, pochi impiegati, prodotti di qualità, la bottega di qualità, perché poi è vero che il Napoli
è arrivato negli anni a stare tra i primi 20-25 in Europa per risultati sportivi, per stare in Europa, per andare in Champions, per stare lì a lottarsela per le prime posizioni in tutti gli anni, e non ce lo dimentichiamo. È anche stupido doverlo ricordare per ogni volta, ma ricordare, sì, però eravamo sì, siamo d'accordo, però sempre piccoli. È lì che mi dispiace quando, con la vittoria del campionato e soprattutto anche la bella figura fatta in Europa l'anno scorso, avevi una possibilità enorme di riempire lo slogan A New Era, la nuova era, da Napoli al mondo, con un mercato aggressivo. Quando il Napoli ha un brand potente, fa il mercato aggressivo, non lo puoi trattenere. Spalletti non li puoi trattenere quelli scontenti, Giuntoli, quindi li lasci andare, ma fai il mercato aggressivo, prendi il miglior Maldini, Massa, che ne so, fai un mercato aggressivo per dire abbiamo vinto, mi è venuto gusto a vincere, e invece hai detto vincere e pigliata Nathan a roppo 30 anni, perché non l'hai preso nemmeno subito. Adesso vogliamo arrivare, signori. Cosa disse ADL a Garcia? Se tu sei arrivato in finale, no, la Champions, e pigliata a Caiuste. Dai. E Garcia disse, se il presidente ha queste ambizioni, vuol dire che è ambizioso e mi farà una squadra che, dai, ragazzi, veramente, neanche il Milan ha fatto un po' scudetto del genere, almeno fino a ottobre-novembre lottarono. Giusto, Mike, quello che mi dici, perché il paragone con il Milan ritorna, visto che è giusto ricordare che il Milan formalmente l'anno scorso, che era un'annata particolare, perché oltre al mondiale e a tutta una serie di cose diverse che non si sono ripetute, che non si ripeteranno più, c'era anche la Juventus con questa penalizzazione, e quindi senza quella penalizzazione, Martino, il curriculum delle scommesse che compri è importante. Osi viene dal Lille che sforna campione, è vero, anche il Sada, Marsiglia, Caiuste, Mazzocchi, Lindstrom, anche Kvara sta dimostrando i limiti di non essere cresciuto in una realtà vincente. Vediamo, Kvara vediamo. Adesso è difficile valutarli i nuovi, perché dobbiamo essere onesti, questo è un Napoli dove si perderebbe chiunque, quindi è difficile per me dare una valutazione finale per i nuovissimi che sono buttati nella mischia, e non voglio nemmeno rivalutare Kvara e dire che è stato solamente un'annata buona, io su questo aspetto. Però la storia degli scouting è interessante sottolinearla e ha senso. E per quanto riguarda il Milan, vi stavo finendo di dire, il Milan finisce quinto l'anno scorso, quindi un posto scudetto fatto male, che li porta poi quest'anno a spendere tanto, perché evidentemente avevano fatto male il mercato l'anno scorso, hanno fatto male il mercato post scudetto. Anche lì società che passa da un fondo a un altro, che vendono, le cose poco organizzate, e quindi finiscono quinti. L'anno scorso sarebbero dovuti finire fuori dalla Champions, però quinti. Vediamo dove finisce il Napoli, in attesa. Però questa è un'annata dove il Milan sembra ancora disastrato, perché se vai a vedere la distanza da Inter e Juve, e se vai a analizzare le partite, gli infortuni uno dietro all'altro, eccetera eccetera, però alla fine il terzo posto sta lì e non è in questo momento in discussione, quindi è in discussione Pioli, però resistono, perché evidentemente fanno un ragionamento e dice: io se devo mettere un altro allenatore devo avere un progetto già definito, e farlo entrare in corsa non è il massimo, probabilmente. Che cosa cambia? Che cosa cambia se non c'è già l'allenatore del futuro? Che cosa mi cambia esonerare Mazzarri in questo momento? Non mi cambia niente. Questa sconfitta, in base al ragionamento di prima, un'altra Coppa del Presidente, sta continuando a sbagliare un Elmasson Samardzic. È chiaro, non lo sappiamo, è normale. È New Era, from Napoli to the World, e si inizia con un nuovo record infranto, peggior girone d'andata di una squadra campione d'Italia, campionato a 20 squadre. Forza Napoli sempre e comunque. Chissà quanti soldi ha perderà ADL in questa stagione. Sicuramente ragazzi, non perde ADL, non perde soldi, ne guadagna di meno. dovete ragionare in altri termini. ADL non perde soldi.
ADL guadagna meno soldi. Se ADL fa meno guadagni, fa meno investimenti. È semplice. Quindi quelli che poi esultano, sono contento perché l'ADL non deve andare in Champions, non deve prendere i soldi, state esultando contro noi stessi, perché un Napoli che va in Champions magari con 80 milioni di Champions può, non è detto che lo faccia, ma può spendere 50, un Napoli che non ci va non li spende, non ce li ha, non li spende. Quindi non ci va bene quando ADL non guadagna. Resterà lì galleggiando, tanto la scelta quando tu vai a prendere a Cajuste, quando tu vai a prendere a Nathan, è abbassare le scelte anche quando hai vinto lo scudetto. Sono state scelte che poi hanno pagato, ma la scelta era di abbassare i costi ancora di più, abbassare, troppi ingaggi, abbassare. Poi contemporaneamente vediamo che fai dei contratti lunghi a Mario Rui, a Di Lorenzo, tutti questi uomini di Giuffrida che finiscono col contratto fino a 35 anni tutti e due. Bah, altro bel rischio, altro rischio importante. Signori, quanti like stiamo? Perché credo sia arrivato il momento di ascoltare qualche altro vocale. La reaction, ascoltiamo Francesco. Di più il meme Mazzarri, l'egocentrismo di ADL, il tifo violento degli ultra del Napoli o i giornalisti del Napoli che sembrano aggrente quando fa il giornalista per cavalli e segugi. Mazzarri doveva essere la cura per lo spogliatoio del Napoli e invece la sua scelta è stata disastrosa. Ancora peggio di Garcia, ma il brutto è che non vedo nessuna alternativa all'orizzonte. Chi riprende? Beh, si riprende Garcia? Oppure lo diamo al mister della primavera al Napoli? Non lo so, vedo solo un futuro molto incerto. Assolutamente incerto, Davide. Ringrazio te e ringrazio Francesco, praticamente vi avevo risposto prima. Lo so, Angela, è quello che ci stanno dicendo, ha assorbito peggio lo scudetto e purtroppo dobbiamo prendere e portare a casa. Mi potresti spiegare perché quando perdiamo 1-0 sostituisci Zielo, mal di mercato, e fai entrare un difensore? Poi se davanti alla porta non vuoi segnare, dite non possiamo giocare a 5. Al di là di non giocare a 5, la questione, Mazzarri in conferenza ti poteva dire sì, ma Mazzocchi è un esterno offensivo, volevo creare, passiamo a 3, quindi tolgo un difensore. Capite come poi gli allenatori se la possono rigirare come vogliono. E ti dico, invece di giocare 4-3-3 volevo giocare 3-4-3, quindi levo un difensore, aggiungo un centrocampista, però è chiaro che non ci fai fesso, no? Perché chi ama la tattica e chi segue un po' il calcio, 3-4-3 sei più offensivo in teoria, ma mi va bene pure. Ma se tu metti Mazzocchi lì sulla destra per fare i cross, insomma, alla Lozano, perché diciamo c'ha da sta Simeone in mezzo campo, non funziona, non può funzionare. Altrimenti Mazzocchi me lo metti dall'altra parte, lo fai giocare alla Zuniga. Io stavo cercando le come si chiama, le dichiarazioni di quando i giornali ci dissero Mazzarri è pazzo per Simeone, impazzisce per Simeone, c'è un connubio, stravede, ecco perché Guido mi ha ricordato le parole dei giornali, stravede per Simeone, e ho cercato su Google queste cose qua, ho scritto Mazzarri stravede per, e ho trovato questa qua, ve la devo far leggere, no, vabbè, c'è prima Luigi della Vecchia, però ve la faccio leggere adesso. Mazzarri stravede per Zuniga, per Zanoli, per farne il nuovo Zuniga, soluzione interna per sostituire Olivera. Ma volete Fornì di raccontarci balle? Mazzarri stravede per Zanoli, tanto è vero che quando si è fatto male Gil una volta ha giocato Juan Jesus terzino, una volta ha giocato Nathan, una volta si pensava stravede per Zanoli. Mazzarri, ma la volete finire di raccontarci balle? I tifosi devono però è colpa anche nostra,
è colpa anche nostra dei tifosi. Perché? Perché ci raccontano balle, le trasmissioni continuiamo a guardarcele, loro comunque continuano a chiamare sponsor e si fanno pagare. Noi ce le continuiamo a guardare certe trasmissioni, qualsiasi cosa. Perché? Perché anche quando dicono delle stronzate, uno vuole andare a sedere, voglio se proprio si ha il coraggio di dire anche questa, e lo dicono, e la dicono, e poi si inventano una trattativa di mercato, ma quello è esperto di mercato, e quindi io devo seguirlo. Guagliù, è l'unico, veramente l'unico mestiere, l'unica situazione nel mondo dove puoi dire quello che vuoi tu. Se oramai stai nell'ambiente, vai liscio, dici quello che vuoi tu, non ti prenderai mai le responsabilità, mai. Non siamo abituati a gestire il post vittoria, esatto, siamo un attimo obiettivi. Meluso ha detto silenzio stampa e squadra in ritiro, fake sulle dimissioni di Mazzarri, ho inviato un vocale. Ok, fake le dimissioni di Mazzarri, noi ovviamente siamo in live, in diretta, quindi ragioniamo con le notizie che arrivano, ovviamente le valutiamo, senza dare, non diamo noi notizie, arrivano le frasi e le commentiamo per quelle che sono. A me più che Draghi, guardando Bologna-Genova, mi ha impressionato molto più Calafiori. E Massimo, hai ragione, ne parlavamo anche con gli amici abbonati, Calafiori c'ha più impostazione, c'ha più il sinistro, si butta anche dentro, è arrivato anche al tiro, è uno che nasce terzino, quindi ha la propensione ad andare avanti e c'ha una certa confidenza con il pallone. Ma tanto Draghi, se veramente il Tottenham l'ha scelto, il Napoli è solo un elemento di disturbo o di aiuto per far alzare il prezzo di Draghi, non penso proprio, onestamente. Notizia fake, le dimissioni, benissimo Bepi, stiamo sul pezzo. Se siamo in questa situazione la colpa è del ragazzo che viene dal futuro su Facebook. Hai ragione Francesco, ma non sta chi lo guaglione, io vengo dal futuro e il Napoli perderà. Non mi credete? Ci vediamo dopo su questo video. Ha smesso di fare i video oppure li ha fatti lo stesso e adesso che però sta indovinando perché il Napoli perde tutte le partite non è più virale perché non fa più ridere? Questa è la domanda. Vengo dal futuro, pensa che genialata. Mi ero scordato Luigi, ma lo recupero. Per capire come è scarso questo campionato basta vedere che tra il 10° e il 4° posto ci sono 6 punti, ma non riusciremo ad approfittarne. Mi piace questo messaggio perché fai bene a dire questa cosa. Questa è una cosa che fa sempre arrabbiare la gente quando la dico, però la continuo a dire perché la penso. Il campionato è scarso. Postai, quando è stato un paio di giorni fa, un reel su Instagram dove parlavano del mondiale del 2006, il mondiale dove c'erano tutti i giocatori al picco della loro carriera in tutte le nazionali, c'erano 2 o 3 top player assoluti, tutti meritevoli di pallone d'oro, e fu il mondiale dove poi l'Italia vinse. E io guardavo questo reel dove non guardavo nemmeno le immagini, solamente bastavano le fotografie dei giocatori che giocavano in quel periodo, e io dico, io sono cresciuto con quel calcio là, io mi devo far piacere Mazzocchi, che ripeto non è colpa sua, ti voglio bene Pasquale, beato te che hai scoronato un sogno, però io mi devo far piacere, questo è mi devo far piacere Mazzocchi perché è un acquisto funzionale. Il calcio è scarso, sta diventando sempre più scarso, la qualità in generale del calcio, non sto parlando del Napoli, non sto parlando solo della Serie A, in generale il calcio sta diventando sempre più scarso, sempre più simulazioni, sempre più gente che non gioca a pallone ma che si butta a terra, sta diventando bruttino, sta diventando uno spettacolo bruttino, non migliora. E quello che mi dici poi dopo è pura matematica, perché sì, capito, non ne approfittano, non è che creano il buco le squadre che stanno davanti, perché non sono sorelle e sorelline, ma essendo troppe squadre, se il Napoli non comincia a fare una famosa un paio di vittorie consecutive, non ne chiediamo nemmeno 3, un paio di vittorie consecutive, ma che buon recupera. E ringrazio Luigi e ringrazio Harris Devil per la donazione. Ragazzi, non donate, di meno, non donate, state donando a terremoto come mai avete fatto. Bravo, leggevo pure questa cosa, ricostruzione dal basso, il talento nazionale dei Raspadori, siamo messi bene. Mi pare che l'italiano che ha segnato più gol, la punta che ha segnato più gol nelle ultime annate, mi pare che sta in Serie B, non mi ricordo nemmeno il nome, perdonatemi, qualcuno ci arriverà, ma mamma mia, siamo inguaiatissimi in generale. Mamma!
Quest'anno abbiamo scoronato anche il nostro sogno, Giacomo. Brunori, ecco, voi siete sempre sul pezzo. Martino on fire, divertiamoci. Valerio allena il Napoli contro la settimana prossima. Ah, ok, divertiamo come idea. Come imposti la squadra? Hai visto qualcosa di positivo sul quale ripartire? Mamma mia, no, cioè oggi non ho fammi vedere se sono usciti, perché il SofaScore li fa in tempo reale gli XG. Torino 1,92, Napoli 1,07, possesso di palla 50% a testa, il Torino, la squadra fallosa, possesso di palla 50% a testa, non possiamo manco più dire, almeno abbiamo il possesso palla. Tiri in porta 6 il Torino, 3 il Napoli. Se io col Monza avevo detto almeno qualcosa, qualche presupposto nel secondo tempo si era creato. Il Torino fa 7 falli, noi 10. Il Torino fa 7 falli, noi 10. Quindi veramente non so, mamma mia, non so da dove cominciare. Sai che faccio con la Salernitana? Metto Gaetano titolare, metto Mazzocchi titolare, faccio riposare il capitano che non ne ha più, metto tutti quelli che non sono mai stati titolari. Rivoluzione dall'interno veramente. Poi sicuramente posso mettere Samardzic titolare perché arriva, no? Arriva sicuramente in tempo. Metto Dragusin titolare, metto Soumaré titolare, e penso di averti risposto. Hai ragione. Hai ragione, che metto Mazzocchi titolare. Mazzocchi è arrivato diffidato, è una notizia che avevo lanciato su Twitter mentre non lo diceva nessuno. L'ho sentita da Paolo Del Genio, sempre rispettare le fonti. L'ho sentita da Paolo e ho detto bravo, il Napoli si è pigliato Mazzocchi che è diffidato, ma e vi dissi anche che era importantissimo da fare, perché essendoci diffidati di Lorenzo e Mario Rui, senza Oliveira, senza Zanoli l'avesse mai era comunque una priorità da fare subito. Mazzocchi arriva diffidato e tutti quanti avevamo detto ok, si fa l'ammonizione contro il Torino a fine partita, così non deve affrontare la Salernitana, espulso. E questo poi lo vorrò chiedere a chi ne capisce più di me di regolamenti. Dovrebbe rimanere anche diffidato, cioè dovrebbe essere squalificato, e gli restano i 4 cartellini gialli, perché finché non arriva il quinto non si azzera il conto. Quindi squalificato e diffidato quando rientra, credo, ma non lo so. Rimane diffidato mi pare di sì. È perfetto, è qualcosa di perfetto. Quando Mariani rientra e fa col giallo, no? Dice, no, il giallo via, il rosso significa anche non ti tolgo la diffida, cioè ti potevi mamma mia. Oh yeah, i like per una stagione che comunque non ci si annoia, In campo, onestamente, vi ricordate quando vi dissi io non mi annoio mai quando vedo il Napoli, magari sto male ma non mi annoio? Il primo tempo nullo, poi c'è stato quel sussulto con quel tiro di Raspadori e il non tiro di Zielinski che dici mamma mia, allora veramente state facendo, pure quando capita una triangolazione che non è tambureggiante, cioè non è un Napoli che attacca come i pazzi, che dice ti metto... Il migliore in campo è stato Collini. Il migliore in campo oggi è stato Collini. Se vedo le cose, ma in questa situazione come viene un Samardzic e come si fanno rispettare i contratti lunghi di ADL? Cioè potrebbe benissimo pretendere, è chiaro, ma è normale. Ecco perché, Emanuele, questo discorso va fatto a monte quando ADL chiede scusa e ci promette un grande mercato. Non serviva questa partita qua, anche se la prima del nuovo anno tu dici non serviva questa partita qua per capire che è una situazione disastrata e non fanno la corsa a venire da noi i giocatori, a meno che non coroni un sogno della tua vita come Mazzocchi. Allora
giù il cappello, è una storia bella per l'uomo, per il ragazzo che è cresciuto a Napoli, che corona un sogno. Bellissima quella vignetta di Danilo Pe, quando gli danno la maglietta dice ma io la compravo tutti gli anni, com'è che c'è il mio nome dietro, è bellissimo. E questo sono quelle storie che all'interno dello scatafascio noi siamo romantici e ci piace anche parlare di queste storie qua. Però gli altri che fanno la corsa a venire da noi, onestamente, ADL gioca sulla sinistra, in attacco gioca Mazzarri, Raspa non convince, Simeone non può farlo giocare più di 20 minuti e volesse capire pure perché, se dobbiamo poi salutare anche Simeone se alcuni infortuni, prima Politano, poi Gaetano, e poi tutti giuffredeschi, poi recupera, poi c'è una gastroenterite a Ostigard, però anche lì era uno di quelli che voleva andarsene e che è rientrato nell'operazione, te lo diamo gratis per Dragosin eccetera eccetera. Simeone, anche lì è questione che te lo vuoi vendere per forza, che è l'unico che ha un po' di mercato. Fatemi capire la situazione, parlate, fate le domande serie. Quando parlano chiedo domande serie, quando non parlano non parlano. E che ne devo pensare delle dichiarazioni di Meluso? Meluso è andato là a fare il parafulmine e a dare colpe ai giocatori. Ancora una volta De Laurentiis ha detto la colpa è mia, responsabilità mia, ho sbagliato a prendere Garcia, vuol dire la colpa è di Garcia. Adesso stai scaricando anche le colpe sui calciatori perché così Mazzarri, che ne penso? Penso che anche lui è una vittima. Anche lui è una vittima. Mi sa tanto che Valere senza Champions recupera la vendita di Osimhen, è tutto calcolato. Sì, questo per il programma. No, ma infatti la vendita di Osimhen, ma questo è un altro tema. Voi siete sicurissimi? Perché, ok, se mi parli di Champions che ti dovrebbe dare intorno agli 80 milioni, ci siamo. Perché secondo me ad oggi 130 per Osimhen, ricordate, il 200. Ma chi te li dà 130 milioni? A meno che non sei una squadra di Premier folle che spende, che overpaga oltre il valore necessario. Ma Osimhen in questo momento, per quello che lui rappresenta come giocatore problematico, perché giocatore di grande talento ma problematico, secondo me le grandi squadre ci pensano due volte prima di spendere 130 milioni per un giocatore che spesso è infortunato, che spesso se ne deve andare in nazionale, che ogni tanto sui social fa quello che fa. 130 milioni, secondo me, se te ne danno 80 devi accettare, se te ne danno 90 devi esultare, se te ne danno 100 prendi i soldi e poi rinchiudi al manicomio quelli che te li hanno dati, secondo me. E vi dissi anche all'epoca, Osimhen lo devi vendere e devi fare lo stadio, ma questo non è più un discorso valido. Simeone non titolare. Mazzarri ha chiesto l'esonero e Zielu di andare. Aspetta Nicola, fammi capire che cosa significa questo. Adesso lo aggiorniamo perché forse questo si lega al discorso delle dimissioni. Lo leghiamo con le fake news. Simeone non titolare e 4-3 stantio. Mazzarri pavido Armando, e pavido è un termine giusto, è un termine che sta a significare il poco coraggio, sta a significare che tu, per cercare di scopiazzare quello che si è fatto in passato, non hai dato una scossa. C'è stata la scossa iniziale dell'essersi liberati di Garcia con l'Atalanta, ma anche perché io ero a Napoli. Serviva perché l'incontro con gli amici bellini che abbiamo fatto in quel locale, con quelli che sono venuti a vedere la partita con me, serviva bagnarlo con una vittoria, ma non è merito né della squadra né di è merito mio che ero a Napoli a dare un'aria positiva, anche se la partita era a Bergamo, ma dovevamo abbracciarci e ci siamo abbracciati. Dopodiché si è esaurito tutto, veramente poca roba. Era difficile, eppur and yet in inglese and yet significa eppure e alla fine, e invece in napoletano significa gettalo, cioè buttalo. Perché Mazzarri sceglie Raspadori e poi prova? Esatto, perché a me mi sta pure bene che tu scegli Raspadori per giocare a terra. È così, ci arrivate tutti.
Ci arrivate tutti, Andrea, non c'è bisogno di analisi troppo approfondite. L'anno prossimo spero di vedere il derby Napoli-Benevento, forza Napoli sempre, e direi Osimhen sopranvalutato è ingovernabile, venderlo il prima possibile. Sì, e se arriva l'offerta anche a gennaio, ma sono d'accordissimo. Questo è il momento in cui devi vendere se la gente è pazza e ti vuole offrire, assolutamente. Sterse Cosmi per un po' di cinema. 130 milioni offerti per Osimhen is the new, ho una lista di 40 nomi. Esatto. Esattamente. Comunque per il mercato io avrei sperato di comprare giocatori funzionali alla difesa a 3, così accontenti Mazzarri, difesa a 3 o 4 sempre a Cistam, poi ti trovi i giocatori per Palladino l'anno prossimo. Sì, io lo capisco questo discorso, però io non sono nemmeno sicuro che Palladino viene e resta con il 3-4. Secondo me Palladino è un allenatore che si rende conto delle forze che ha e delle caratteristiche che ha, e secondo me si mette anche a 4 se deve giocare a 4, che è un allenatore moderno. A me va bene tutto, a me va bene il passaggio a 3, anzi da amante della tattica imparo una cosa nuova, studio delle cose nuove, perché non li so tutti i movimenti di una difesa a 3, come si difende, come si attacca. Sarebbe interessante, sarebbe stimolante per me farlo. Ma ripeto, questi giocatori qua che devono essere già per l'anno prossimo, ce l'hai già l'allenatore o no? Perché se Palladino ha detto già di sì, benissimo, che faccia lui le sue richieste di giocatori funzionali al suo calcio, al di là dei numeretti. Se invece Palladino non ti ha detto ancora niente, siamo in alto mare, ragazzi. I 7 pilastri di Guido Gentile, in questa fase si sente che ne mancano almeno 5. Il ritiro non lo so, il ritiro mi sembra, di solito è una cosa che serve per placare un po' i tifosi, sai, si dà un po' col ritiro tu dai un po' la colpa ai giocatori, dice dobbiamo stare concentrati, non è un ritiro punitivo, ricordate che poi porta a reazioni strane. Ultimamente ha parlato anche Llorente, ve lo ricordate? Fernando Llorente, bellissimo ragazzo, faceva strage di cuori più che di difese. Parlò Llorente da poco e disse: noi eravamo tutti con Ancelotti contro il presidente quando ci disse il fatto escono poi a distanza quando scadono i contratti e quando puoi parlare. Il ritiro è un po' una scelta quasi obbligata, quando le cose vanno male metti i giocatori un pochino sulla graticola per i tifosi, dice, perché il tifoso prima di fare a Napoli siamo molto appassionati di tattiche, quindi andiamo nel profondo, però il tifoso medio dice magari non sai segnare, magari non è marcata a kill, magari o buttare la Serie C, e questo poi il tifoso medio. Io ho letto delle cose, ho letto un tweet, ho condiviso con i miei amici, non era un tweet, era un commento su una live YouTube che parlava di Nathan. Kim era il giocatore più forte, così l'hai sostituito con Nathan che è 1,70 m e Mazzarri non lo vede centrale e lo mette terzino. E io alle volte mi devo ricordare, ed è difficile ricordarvelo perché la qualità della mia community è talmente alta che mi insegnate voi qualcosa a me, che però esistono anche gente così. Nathan 1,70 m, Nathan è 1,88 m, amico mio. Nathan è più vicino a 1,90 m che a 1,80 m, è 1,90 m. E non è vero che Mazzarri non lo vede centrale, lo mette a sinistra, lo scelse a sinistra come soluzione di ripiego. Esistono anche tifosi così, che dicono cose così e sono convinti di quello che dicono e non si prendono la briga di andare magari su Wikipedia e perdere un secondo e dire ma forse hai visto male io la prospettiva della partita, forse l'ho visto basso, che sono piccolini, quando li guardi in TV sono piccoli, basta Wikipedia, 1,88 m. Esistono anche tifosi del genere e io fortunatamente non devo averci a che fare a livello numerico, perché hai capito? Ma esistono queste cose qua, sono cose incredibili. Quindi tu dici Palladino è uno di quegli allenatori che secondo me sì,
Secondo me sì, però non ho la controprova perché non ho seguito prima del Monza, non ho proprio idea. Però è uno di quelli, questo te lo posso dire per certo, dove la difesa a 3 non significa necessariamente difesa e contropiede, ma significa dei principi di gioco che lui sviluppa a 3 con molta comodità. 3-4 con i 2-1, oppure con un trequartista se mette la doppia punta quando deve recuperare. È uno che ha lavorato per un anno intero con Petagna prima punta, quindi devi per forza giocare a pallone, perché Petagna se gli fai la pallata non la può rincorrere, di testa Petagna fa pochissimi gol, Petagna lo devi usare come centro boa per poi far giocare le mezze ali, far entrare gli esterni, quindi è uno che di base deve far giocare bene la sua squadra, è uno che chiede al portiere di fare gioco, anche di prendersi dei rischi, e dice non fa niente, perché tanto i rischi sono più redditizi dell'invece buttare la palla avanti. Quante volte abbiamo visto oggi buttare a Gollini la palla avanti e speriamo che Cajuste la prende di testa, perché quella era la cosa, speriamo che Cajuste la prende, perché non puoi sperare che la prenda Politano, non puoi sperare che la prenda Raspadori, e non la stai buttando nemmeno su Kvara, che è un po' chiuavat, se vogliamo parlare di centimetri. Veramente male, ma veramente male. Aiuto. Fatemi capire, Italiano non sarebbe pronto per il Napoli e Palladino sì. A me Italiano non fa impazzire. Mi sembra un altro che un po'... per esempio è diventato un altro meme che Italiano ha 132 formazioni diverse su 132, cioè non ripete mai la stessa formazione. Sarebbe una bella rivoluzione, perché significa uno che essere pure che piace di più al presidente, che fa ruotare tutta la rosa. A me nell'ordine era Thiago Motta, Palladino, a scendere. Italiano non mi fa impazzire perché ho visto fasi difensive molto ballerine, però arriva Italiano, forza Italiano, e fidiamoci, questa poi è quello di cui dobbiamo parlare. Se arriva Italiano ci dobbiamo fidare e dobbiamo farlo lavorare senza metterlo in discussione subito. Questo è un discorso che deve valere per il prossimo allenatore, che quando poi vi dissi adesso Mazzarri lo difenderò solo io, che non mi piaceva la scelta, lo difenderò solo io, sono finito a difenderlo solo io. Fa il 4-3-3, non lo dimentichiamo, esatto. Di Francesco si sta sicuramente riprendendo, ritagliando di nuovo una fetta di credibilità con il suo lavoro quest'anno, mica male. Ha avuto anche delle annate un po' disastrate, però è uno che è stato alla Roma, insomma, potrebbe essere un nome spendibile. La cosa assurda è che se l'Opa non avesse fatto quel recupero la partita sarebbe finita 4-0. Lobot, che è l'unico, con Gollini deve aver sudato la maglia. Sarà difficilissimo fare le pagelle, ragazzi. Sarà difficilissimo fare le pagelle domani. Di Francesco ebbe dei colloqui con Spalletti l'anno scorso. Italiano ha insegnato calcio Garcia, vinse a Napoli anche quando c'era Spalletti, sta ottenendo comunque buoni risultati, sì. Il mio mito rimane Bielsa, ma lì devi cambiare completamente mentalità. Profili internazionali per la panchina. Sì, ma questi profili internazionali vogliono venire a Napoli? Chiedo. Salernitana Juventus 1-0. Settimana prossima si perde ancora. E non è detto, perché a parte che siamo ancora al 64esimo e poi non è detto che poi la Salernitana... non fatemi diventare virale, vi prego. Meluso, fiducia a Mazzarri, ecco cosa è successo nello spogliatoio sul ritiro un'ora fa. Stavi copiando e incollando? Vorrei un allenatore che a Brighton fece molto bene ma che al Chelsea fece male, non per colpa sua, un certo Potter. Sì, Potter me lo ricordo, non per colpa sua, perché al Chelsea poi è difficilissimo imporsi, una società strana che compra, vende, rivoluziona, una continuazione, è difficile. Fece benissimo col Brighton sicuramente, però anche il Brighton secondo me mi sa di società seria che imposta tutta una serie di discorsi sulle filosofie di gioco, perché se perdono Potter e prendono De Zerbi vuol dire che di base c'è questa volontà.
Manderei via Mazzarri e chiamerei Tudor. Stanno volando tutti i messaggi. Ce l'abbiamo già in panca. D'altronde fece quel colpo di testa più del palo. Ma se fosse stato beh, stai parlando ancora di Nathan. No, ti giuro, c'ho lo screenshot. Non lo faccio vedere per rispetto. Ealing Junior, signori, sto ragazzo, no, Ealing, quello è Ildiz, però la riflessione è sulle nuove leve che la Juventus sta mettendo in luce. Giocatori giovani, questi stanno cercando di aprire un ciclo nuovo, e se lo aprono con la continuità di risultati e prendono fiducia, attenzione, non giocheranno benissimo, però spacca la porta. Salernitana in 10. Ah già, è arrivata la Juve, pareggia, si è fatta espellere Mazzocchi, no, Maggiore si è fatta espellere. Mazzarri confermato, escluso il ritorno di Garcia, DL è un sogno per la panchina 43 minuti fa. Beppe che continua a copiare e incollare. Comunque come è scarso è il massimo, mamma mia, scarsissimo. Alla Juve si vede la mano di Giuntoli, sì, che poi ti diranno ma quello Giuntoli che ha pigliato solamente UEA, no, quello ha sfoltito, è andato a togliere i rami secchi, è andato a capire quelli che sono i giocatori su cui puoi puntare per il futuro, smistare bene quelli che devono andare a crescere, invece quelli già pronti. La Juve, Giuntoli non è un fesso, ha capito il momento in cui magari la Juventus, ripartendo da una situazione fallimentare con tutta quella storia della penalizzazione, adesso arrivo e riprendo la situazione. Maggiore salta il Napoli, vedi a cosa ci siamo ridotti. aiuto. Ma ora come ora speriamo di fare i punti necessari per salvare, perché è l'unica cosa forse alla quale possiamo aspirare. Questa situazione secondo me è irrisolvibile per chiunque. Io tra l'altro, senza pensare nemmeno alla classifica, visto che non mi voglio preoccupare della retrocessione e non credo più tanto alla... Stai chiamando non credo alla retrocessione e non credo alla qualificazione in Champions. Queste due partite, Torino e Salernitana, servivano 2 vittorie per arrivare alla Supercoppa con un pochino più di forza d'animo e di fiducia in se stessi. Vi giuro, cioè non pensavo nemmeno di dover parlare della classifica. Ma tant'è, siamo arrivati ai 1000 like e sto facendo un po' di falegnameria. E così nel frattempo, visto che i like non arrivano, Raffaele. Ciao ragazzi, buonasera. Volevo fare questa piccola riflessione. Volevo dire che sono del 2001, secondo me questa è la peggior partita della storia del Napoli da quando sono nato, cioè da quando vedo il calcio, quindi dal 2008, forse i primi ricordi. Questa è nettamente la peggior partita, perché ho visto proprio i ragazzi ad un certo punto gettare la spugna, ma già nel primo tempo si cercava la palla lunga, anche se sapendo di non riuscire a prendere per cercare di alzare il baricentro, arrivavamo sempre tardi sulla seconda palla. Non c'è nessuno che lotta, non c'è nessuno che anche prova a dare la carica con una giocata individuale, ed è un peccato perché si sta perdendo molto tempo, si stanno perdendo molti soldi, perché poi i ragazzi si svalutano, ed è un peccato per quello che eravamo riusciti a costruire. Buona serata. Senza dubbio, Raffaele, e io poi, figurati, nella mia memoria io ho anche partite dove si pigliavano 6 gol, e tu sei un pochino più giovane, prendi questo momento come momento irripetibile in negativo, ci mettiamo però come ricordo fresco Napoli-Frosinone 0-4 come, secondo me, come il picco assoluto, perché forse è ancora più umiliante. Questa qua è proprio, è brutta anche lei, assolutamente brutta anche lei. 820 sono pochi. Fa male troppo così non riuscire ad avere una reazione. Il gioco lo vediamo, ma è moscio. Sotto porta non abbiamo brillantezza, poi in difesa ogni tiro un gol.
e ascoltiamo Fabio. Ha tutte le colpe di questo mondo, tu lo sai, sono 20 anni che io lo dico, ma non perché io ce l'abbia con il presidente per chissà quale ragione o perché mi ha fatto qualcosa, ce l'ho con lui perché un imprenditore fa crescere la sua azienda, altrimenti diventa prenditore, perché poi dice che lui vende tutti e penso le so. Vabbè, ma a parte questo, hai messo Kim, hai detto per quanto riguarda lo sviluppo della tattica, sì, sono d'accordo, ma l'errore grave, il 75% che ha perso questa squadra sono Bonomi e Sinatti via, uno genio della fase difensiva, un altro genio per quanto riguarda la brillantezza di questi ragazzi. Hai ragione Fabio, hai ragione, non lo dimentichiamo. Io veramente poi nello specifico è difficile, è più facile valutare la tattica rispetto a valutare quanta forza hanno nelle gambe i ragazzi, perché chi me lo fa dire, chi mi dà la certezza che se tu mentalmente stai scarico, anche se le gambe ce la fanno, non spingi. È come quando si va in palestra, no? Quando si va in palestra entra, ragazzi, la fai una serie in più per farti vedere e magari non drase nessuno e tu sono arrivato al limite, e sono trick mentali che puoi avere, però sicuramente quello che è stato fatto con Rongoni non paga in questo momento. Non so quanta è la percentuale, ma mettiamo tutto dentro, non salviamo assolutamente nessuno. Vedere Frustalupi in panchina dopo essere state esonerate la primavera è davvero incredibile, succede solo a Napoli. Come si è potuti cadere così in basso? Non sono contro questo tipo di messaggio perché ha senso. Purtroppo è stato un disastro con la primavera, e io mi chiedevo all'epoca, prima che fosse poi esonerato, dice, ma solo in primavera succede che tu retrocessioni, delusioni, la squadra va male e resta sempre lo stesso allenatore, perché proprio non ce ne fotte niente di come va la primavera e come non va. Vabbè, tanto è più dallo scouting dei giocatori che compriamo, anche giovani, che cerchiamo i nuovi talenti, e non dalla primavera. Ma lo sappiamo che è così, il Napoli ha sempre fatto così, se ne è sempre fregato poco dei giovani della primavera. Idem se pensate a 360 gradi, ma sarebbe chiedere troppo. Il Napoli è l'unica squadra che non ha una squadra femminile, perché il Napoli femminile non fa parte del Napoli, e questa è la nuova era, dal Napoli al mondo, purtroppo è così. Talmente deluso che non riesco nemmeno a innervosirmi, spero passi presto la stagione e ricominciamo. Giuseppe, ma sì, a volte ti viene il sorrisino nervoso, quello là isterico, se arriva poi l'indolenza, dici vabbè, perché ci siamo abituati, e questo ci stiamo abituando a non mangiare, diceva Edoardo, siamo diventati anche facili al pianto nel senso che quando poi ti abitui a perdere e non ti sorprende più, questo poi scatta nella squadra. Oggi i giocatori sono andati a prendersi i fischi, sono andati fino sotto la curva a prendersi i fischi, testa bassa. C'è Gollini che chiede proprio scusa e ti vai a prendere i fischi. Non è la prima volta che lo vediamo, lo stanno facendo. Non vorrei diventasse una nuova abitudine, capito? Invece ogni volta giochiamo male, ne perdiamo un'altra, andiamo a chiedere scusa e ce ne torniamo a casa come se il fatto non fosse il nostro. E che vuoi fare? La reazione la stiamo vedendo? Non la stiamo vedendo. Bastavano 20 milioni per accontentare tutti, compresi Spalletti. Adesso si vuole fare una squadra decente per andare in Champions l'anno prossimo, deve vendere, e non è facile, e deve spendere 150 milioni. E tanti auguri, Fabio, tanti auguri. La moneta si svaluta. È proprio così. L'esonero non serve, dobbiamo fare questi 40 punti al più presto, qua si rischia grosso. Parliamo di calcio, niente attacchi personali, ma io questo Nightbot lo posso anche togliere perché nessuno si attacca, non c'è nessun attacco personale. Forza Napoli, è sempre. Vaffanculo lo scudetto, meritiamo più rispetto. Questo cantavano i tifosi dagli spalti, contestazione rumorosa. Infatti io l'ho tolto, è simbolico, ho tolto lo scudetto.
Leggo altri messaggi, ragazzi. I like arriveranno. Poi c'è un vocale di Vincenzo Di Guida che adesso ascoltiamo. Come se non fossimo già sfortunati, abbiamo beccato anche il primo anno dove la Supercoppa italiana è fatta. È vero, hai ragione. Una volta che c'era la Supercoppa, arrivavamo da vincitori, che potevi prendere solamente quella della Coppa Italia, devi farti 2 partite. Ma per favore. Secondo voi ce la facciamo a salvarci? Io non ho parole, non ho proprio parole. Pausa. Forse è meglio se non mi vedo più nessuna partita. No, Vincenzone, no, come amareggiato. Buonasera a tutti, cerco di essere breve con questo messaggio. Aspetta, Giuliano, 2 minuti. Giuliano, 2 minuti, non lo posso mai sentire. Ritmo, altrimenti ti devo mettere a 2 per e diventano a barzellette. Invece sono sicuro che tu hai detto cose interessanti e non si può fare. 2 partite, ma come vinci 2 partite così? Mi dispiace per Vincenzone, non è che non devi avere più partite, però se ci stai male prenditela un momento di pausa, non fa niente, perché ognuno poi deve avere, ricordate le cose che diceva il presidente, che è uno sfogatoio, che noi siamo frustrati, che dobbiamo sfogare, che guardiamo le partite per sfogare. Dobbiamo guardare il calcio con grande serenità, senza l'ossessione della vittoria. Se almeno ci fanno vedere che, mamma mia, ci prova, proprio non va bene perché è tutta una sfortuna, così, noi accettiamo tutto. Se invece non ci fanno vedere niente, ecco che succedono messaggi del genere che ti fa proprio perdere quella voglia di appassionarti, di seguire la squadra. È veramente un peccato. Non si può fare legalmente, altrimenti lo dovremmo fare. La cosa esilarante sono le parole di Giuffrida per le critiche ai suoi giocatori. Una città con la memoria... vabbè, lasciamo perdere, che non si può proprio accettare. Non si può dire non si può dire a questi giocatori. E io insisto che arrivi questo messaggio ai giocatori. Fate attenzione perché la vittoria dello scudetto non vi esente. Si dice così. Non siete esentati dalle critiche. Non è che poi diventate perfetti per sempre e si vive natural durante di credito infinito. No. Se poi fate brutte figure che poi ricadono su di noi, perché sono i tifosi che poi restano sui social a sentirsi gli sfottoi, a sentirsi umiliati, non dico che ci dimentichiamo, ma si rivaluta tutta una serie di cose e si potrà parlare anche di annata fortunata, cosa ingenerosa, cosa sbagliata, cosa che non si dovrebbe dire, ma gli altri lo stanno già dicendo perché è troppo un'esagerazione. E quindi fate quello che dovete fare, giocatori miei, fate quello che dovete fare. Attenzione alla Salernitana, tosta anche in 10 contro la Juve, molta più fame e motivazione del Napoli. Si dovevano pure togliere 6 schiaffi dalla faccia. A furia di dire cose niente, siamo diventati cose niente. Edoardo, esattamente. La notizia su Kim l'hai sentita, ovvero De Maggio ha detto che Kim voleva restare ma con un aumento di ingaggio, ma invece DL ha preferito venderlo. Balle. Secondo me balle anche questo, perché tu c'hai il contratto, se arriva la clausola sta al giocatore, dice no, io resto e mi guadagno non è che non c'è una trattativa, quindi anche queste secondo me sono balle. Kim si va a fare la sua carriera, ADL ha preferito vendere, ADL sapeva di venderlo. Sapevi già di vendere. Non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che se ne sia andato Kim, il fatto è che tu non hai pensato di sostituirlo e l'hai sostituito con Juan Jesus, perché quando compri Nathan e lo compri tardi stai consegnando a Garcia un giocatore che si deve fare, che è un difensore giovane brasiliano di grande storia di difensori brasiliani, che ha bisogno del suo tempo di ambientamento, quindi hai sostituito Kim con Juan Jesus. Questo è l'errore a monte. Poi Nathan giocherà bene, non diventerà Thiago Silva, non diventerà Uvini, sarà Nathan, con grandi momenti e grandi prestazioni e con grandi amnesie, tutte giustificabili dal fatto che sia giovane e dal fatto che
i difensori perfetti si pagano e per tenerli si pagano, e anche quelli perfetti fanno errori, quindi è così. Allenatore viene per 6 mesi, che stimoli deve dare? Ok, innamorati di Napoli, ma così c'è zero programmazione, lo snobbare sempre la Coppa Italia ti fa perdere parte della squadra, errori abominevoli, i peggiori campioni d'Italia di sempre. Hai sentito di Dragosin praticamente cosa ha fatta con il Tottenham? Fabrizio Romano, ho letto, sto seguendo, ma veramente non abbiamo 30 milioni, è forte a 21 anni e conosce già la Serie A. Non è la questione di non avere 30 milioni, la questione è che probabilmente nemmeno ci credi fino in fondo, e Dragosin non ti risolve niente. Dragosin non ti risolve niente. Magari per il futuro bene, ma non ti risolve niente adesso. Se vuoi programmare e sei convintissimo di Dragosin, te lo vai a pigliare. Ma se arrivi alla stessa tipo di offerta tra Tottenham e Napoli, Dragosin va al Tottenham, anche con qualcosina di meno di ingaggio. Non puoi paragonarti al Tottenham mai. Quindi se vai poi all'asta con una squadra di Premier League, hai perso in partenza, hai perso tempo più che altro, perché ti serve un difensore. Non ti andare a scontrare contro un difensore che adesso il Tottenham, ma in passato si era parlato anche del Barcellona, è un difensore che ha rubato l'occhio in Europa. Non andare a perdere tempo, non è il profilo per te. Bevo, hai ragione. Ci sentiamo il vocale di... Qui non è che si vuole, come dice giustamente anche Fabio, criticare a prescindere ADL, perché sicuramente lui ha dei grossissimi meriti per quanto riguarda la gestione economico-finanziaria della squadra, però ormai la narrativa che portano avanti molti addetti ai lavori, giornalisti locali ma anche nazionali, che si devono aggraziare un presidente che dal punto di vista comunicativo è molto difficile da gestire, portano avanti una narrazione che io, per mia onestà intellettuale, e io ribadisco sono l'ultimo dei fissi, non posso accettare. Qual è questa narrazione falsa, secondo me, o per me dire che nasconde le verità? È che De Laurentiis sta facendo il massimo in una realtà culturale, politica ed economica come quella napoletana rispetto a quello che la stessa realtà offre. Cioè io ormai non posso più accettare che a Napoli non funziona un cazzo, non funziona niente, e quindi tutto quello che fa De Laurentiis è tutto oro che cola. Un presidente che in 20 anni di gestione, dopo che hai vissuto un post scudetto, dopo i 91 punti di Sarri, in che modo ti sei rovinato, ha ricommesso gli stessi errori. Un presidente con le palle che dice io ho l'obbligo economico-finanziario di ridurre i costi, dopo uno scudetto fai un bel comunicato stampa di 6 ore e spieghi tutta la struttura, tutto il plan del Napoli per i prossimi 2 o 3 anni, dicendo io perché devo obbligatoriamente abbassare i costi, perché questo è il mio modello societario, dovrò prendere tutti, via Osimhen, via Kvaratskhelia, via Lobotka, via Kim, e rifondi tutti, però lo fai con accanto già il direttore sportivo, prendi Meluso, prendi Maldini, prendi Massara, prendi Pinco Palino, non mi interessa. Questo fa il presidente che pur con limiti economici, però è un presidente progressista. Lui non lo è. Sono d'accordissimo. No, però io non... Aspetta, adesso recupero anche time. Ho fatto bene ad ascoltare questo messaggio anche accelerato di Giuliano, perché proprio è una descrizione corretta di quello che sono le problematiche a monte. Per fortuna noi non siamo qua quelli là, caccia sorte, perché è proprio è lì dove lui sguazza, cioè, capitemi, è in quella mediocrità, è in quell'altra mediocrità di A16 senza costrutto che lui sguazza, è nei confronti di una stampa debole e poco preparata che lui sguazza, perché lì lui si può portare avanti i suoi alfieri che sbandierano alcune altre cose, e quindi lui sguazza nella mediocrità di alcuna tifoseria e di alcuna stampa. Mentre se vai nel profondo e non chiedi tanto e non chiedi cose assurde, ma non vogliamo vincerla la Champions League, vogliamo stare lì per lottarci, vogliamo stare lì per mantenere un certo decoro, e vogliamo stare lì, e basta la programmazione, basta la tranquillità e la sincerità. Invece c'è stata questa voglia proprio di smontare tutto e di dimostrare, prendendosi il rischio, perché l'abbiamo detto, faccio tutto io, non ho bisogno di nessuno. E sul faccio tutto io sei caduto, presidente, mi dispiace, ma sei caduto, perché su tutto quello che hai fatto tu, senza supervisione, senza delegare, hai fallito tutte le scelte a monte e in corsa, perché anche la scelta in corsa è fallita. Adesso finiamo il mercato di gennaio e vediamo cosa ci porta. Dopodiché dobbiamo traghettarci, dobbiamo nuotare, non c'è nessun traghettatore, dobbiamo solo nuotare a braccia verso la fine di questa stagione. Enrico Giannone, Mazzocchi sognava di giocare almeno 1 minuto nel Napoli, ne ha fatti 4.
Poverino, mamma mia, mi dispiace assai per Paco, perché si vede che un fallo non lo fa per cattiveria, è quella voglia di spaccare il mondo, di spaccare la partita, di risolverla tu, la voglia di recuperare il pallone, da qua non passi, e purtroppo vedi, noi ci stiamo lamentando di un po' di indolenza da parte di alcuni giocatori. Mazzocchi ha proposto il problema opposto, cioè la troppa voglia di fare, hai strafatto, non ti sei controllato e ti sei fatto buttare fuori. Voti bassi, è chiaro, perché ci hai messo in difficoltà, ti devi mantenere, è lì che però si vede il giocatore che ha esperienza internazionale, sa che sono appena entrato, devo gestire almeno i primi 5 minuti l'adrenalina, e invece non saputo fare, e quindi un peccato veramente. Dispiace per il ragazzo, però noi amiamo pensare a noi, e quindi non va bene. Qui non c'è mediocrità nell'elencare tutte le sue megalomanie, non c'è mediocrità nel dire che è un presuntuoso, arrogante e cafone. Calmi sempre con le parole, però, perché lo sapete che a noi serve l'analisi, non l'insulto, non serve a niente. Guido. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso, sì, vorrei salutare i maestri Dasha, che poi io non ho mai capito, ci sta questa cosa qua a New York, ci sono dei bar dove tu puoi fare le lanci-lascio, però nel frattempo ti bevi la birra. Non c'entra niente. Ti pare che io possa mai incitare la violenza a un'arma? I maestri Dasha è una nobilissima professione. Lo so, ma la violenza è mentalità, come si appartenente. Delle navi fatte a mano. Le navigatori. Io sono marinaio. Navigatori e poeti. Sono marinaio, non solo nell'anima, continuo ad andare a vela, eccetera. Quindi il Napoli inizia l'anno come l'aveva terminato. Però prima di parlare della partita di oggi, sempre se tu permetti, Valerio, sì, volevo ricordare che c'è stata una bellissima notizia in settimana, per quanto anche, diciamo, molto triste. Per la seconda volta si è espressa la Corte di Cassazione, quindi una sentenza passata in giudicato. Possiamo formalmente dire che Diego Armando Maradona non è mai stato evasore fiscale. Purtroppo avviene con colpevole ritardo, perché sono passati 3 anni dalla morte di Diego Armando Maradona, che non aveva voluto mai patteggiare questa una dolorosa ferita. Io ho sempre definito Maradona il più imperfetto degli dei, no? Perché più umano degli dei, perché non gli dobbiamo fare il santino, era pieno di difetti, ma come erano i dei dell'Olimpo, no? Che ti abbagliavano, non potevi guardarli direttamente, altrimenti ti facevano in cenere, ma erano traditori, fedeli, bugiardi, insomma, però erano bellissimi, facevano cose meravigliose. Arriva col completo ritardo, bastava leggersi le carte dall'inizio. Non stiamo qui perché dovremmo fare una lezione di diritto tributario e sarebbe noioso. C'è qualcuno che poi si lamenta che io spazi su argomenti diversi, c'è qualcuno che adesso mi chiama in privato e dice che invece è affascinato da una cultura che è al di là di quella del calcio. Non si può mai essere, diciamo, felici appieno nella vita, piacere a tutti. Non so se gli eredi faranno causa, perché hanno tutto, insomma, non solo il diritto, ma ci sono proprio tutti gli elementi, appunto, il diritto per far causa per svariati danni, non solo materiali, anche morali. E noi tifosi non possiamo far causa. È uno di quei casi, scusa, è stata colpa mia, cosa posso fare per rimediare? Perché questa notizia è passata abbastanza inosservata. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che mi sembra che fece causa penale all'avvocato Pisani, che poi si è dovuto difendere, ha vinto per una parola che disse, insomma, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. C'è anche un ministro, credo milanista, che ha insultato spesso Maradona dicendo che era evasore. C'è anche un noto juventino, che non li nominiamo perché non prendersi, perché Maradona è morto
e gli si è impedito molto spesso di poter tornare in Italia. Non sappiamo come si sarebbe sviluppata la sua vita, potrebbe essere che moriva prima, anche peggio, o anche dopo, o può darsi che partiva prima la ristrutturazione del Centro Paradiso e lo nominavi grande maestro del Centro Paradiso. Sì. Quindi non abbiamo avuto le scuse ufficiali del direttore all'epoca dell'Agenzia delle Entrate, che disse abbiamo fatto forse un accanimento terapeutico, chiamiamolo così, che non ha fatto terapeutico. Non ci poteva essere scasa cosmetico, cosa posso fare per rimediare? Perché però considerate che la tristezza di Maradona di non poter tornare in Italia, no? Se no di vedersi aggredito dalla Guardia delle Finanze immediatamente, manco scendeva dalle scale dell'aeroporto, anzi dall'aereo, ha impedito anche dai suoi amici intimi, come non so, Salvatore, di godersi di meno la possibilità di incontrare in Italia Maradona. Quindi in questo caso le scuse sono tardive, ma comunque non sono arrivate. Perfetto, non devo aggiungere niente perché non è nemmeno tanto fuori tema, basta unire i puntini e basta leggere tra le righe, nemmeno più di tanto. Guido, facciamo un attimo cronaca prima di andare all'analisi, perché si sta parlando di queste di dimissioni di Mazzarri e alcuni dicono è fake news, non c'è niente di nessun tipo di dimissione. Sì, per ora non c'è nessuna, c'è una sola dichiarazione ufficiale del direttore sportivo. Segnato la Juve, ovviamente. 2-1? 2-1, sì, ma è ovvio. Poi in privato parliamo, perché ti dico come sarà il prossimo campionato. Sai che io sono 6 mesi, adesso sono un anno e mezzo avanti agli altri. Abbiamo dovuto sentire in queste settimane, anche mesi, un sacco di stupidaggini, ma non è un attacco a nessuno. Tra l'altro, se volevate chiamarmi, visto che qualcuno ha detto, ma chi lo poteva dire? In fondo chi lo poteva immaginare? No, guardate, che io ho fatto tutta l'analisi punto per punto, come sarebbe accaduto, il perché. Ho fatto anche il calcolo di punti e con Garcia ho detto 34, se dovessimo fare 38 stapperei lo champagne. 38 mi sembra quanti nel Milan, quindi saremmo in corsa per il terzo che dicevi tu, che era più che dignitoso come anno successivo allo scudetto. Sì, perché era 2 in meno del girone di ritorno. Poi ho detto con Mazzarri, ragazzi, non mi chiedete l'analisi di perché, per me sono i chiodi sulla bara, per me è il segno di resa. L'ho detto da subito, con tutto il rispetto umano, professionale e l'educazione possibile nei confronti del signore professionista Mazzarri. Non è un attacco personale, è una questione che a volte c'è l'uomo sbagliato al posto sbagliato al momento sbagliato. Quindi con tutto possibile, immaginabile rispetto nei miei confronti del signor Mazzarri, che però insomma può essere l'uomo sbagliato al momento sbagliato. La partita è molto facile secondo me da analizzare, perché abbiamo visto un primo tempo a -1 all'ora, con una sola azione un pochino pericolosa, addirittura il Torino ha palleggiato molto più di noi. Abbiamo preso un gol anche sfortunato, dobbiamo dirlo, perché quel rimpallo gli si è trovato quella palla davanti. Golini ha giocato anche bene, ha fatto 2 uscite, gioca un po' più avanti rispetto a Meletti. C'era stata un'uscita bassa ai limiti dell'area piccola, no? Che sembrano parate facili, no? Però è lì, è sempre quella zona esco non esco. Secondo tempo è stato proprio Zapata, è stato coraggioso. Sì, secondo un paio di buoni interventi, nulla di eccezionale, però su un altro portiere avremmo glorificato. Secondo tempo è ingiudicabile, nel senso che metti questo terzino, sembrava, però sono pochissimi minuti, veramente 3-5-2, anche se lui avrebbe detto 4-3-2-1, però sono veramente pochissimi minuti, una sola azione, quindi insomma veramente ingiudicabile. L'espulsione c'è tutta e poi c'è stata una resa totale, diciamo, della squadra, e io ve lo dissi, adesso non fissatevi con i numeri, con i moduli, come si chiama, diventerà tutto casuale. È chiaro che questa casualità deve avvenire nel più breve tempo possibile, perché più vai avanti e più vai in depressione. Considerate che adesso battere Napoli è più facile che battere una squadra che lotta per non retrocedere, che hanno il coltello tra i denti, e ti dà anche molta più soddisfazione, perché umili i campioni d'Italia, e per i campioni d'Italia diventa ancora più pesante ogni sconfitta. Quindi ecco perché ho detto con Mazzarri, io che sono così bravo con numeri, ti ho detto Valerio, per una volta io mi fermo, perché diventa una statistica dal divino Telma. Cioè, ti ho portato delle statistiche più che altro per le, stavo dicendo una brutta parola, stupidaggini che adesso diranno, perché mi credo che tu l'abbia detto, no? Ragazzi, salvo miracoli, chiamiamoli così, sportivi, il Napoli non andrà in Champions League.
lo spieghiamo scientificamente il perché, cioè si devono verificare una marea di cose, non solo una, ma una marea. Allora invito subito Valerio a far vedere, se sempre col tuo permesso, Assolutamente sì. che cosa facciamo vedere prima, perché quello che mi interessa, facciamo vedere prima rendimento negli ultimi 200 e passa giornate, dove mancano la Juve, la Roma, c'è una giornata in meno, lo dico, quindi. Allora, Enrico. Oh, me ne hai mandati tanti, aspetta. Sì, la Lazio ci ha superato, vabbè. Aiuto. Allora, rendimento campionato? No, rendimento, si chiama solo rendimento. Ah, ok. Ultime 209 giornate. Sì, perché insomma non è un arco temporale a mio favore, insomma mi sto prendendo un ampio arco temporale. Eccolo qua. Ingrandisci, tanto non frega niente che ce li fregano, ce li fanno, tanto ormai siamo a un giornalismo sportivo che tra i saettelle, litigi tra consiglieri comunali, non siamo manco più presi in considerazione. Quindi un dato importante, amiche e amici bellini, ragioniamo per astratto, che fare 40 punti in un girone del campionato di Serie A è difficile, e lo fa ovviamente una squadra che è in salute. Se noi andiamo a vedere, mediamente lo fanno 2 squadre, e a volte, una volta è capitato tra 3, un anno addirittura capitavano 5, però mediamente sono sempre 2 squadre, no? E a volte nel giro di ritorno lo sono fa di meno, quindi vedete che nel 2018 2 squadre, la Juve, e una sola squadra nel giro di ritorno, 19 3 squadre e 2 nel giro di ritorno, 2 e 3, 2 e 2 nel 2021. L'anno scorso, ed è importante, una cosa che io vi sottolineavo giornata per giornata, fu un campionato scadentissimo, perché addirittura nessuna squadra tranne il Napoli ha superato i 40 punti, e nel Napoli è stata l'unica squadra andata in ritorno. Quest'anno si sta confermando 2 squadre nel girone di ritorno. È facile pensare, Valerio, che nel girone di andata, lapsus, scusate, che nel girone di ritorno una o massimo 2 squadre faranno 40 punti. Quindi fare più di 40 punti in un girone, basterebbe leggere, manco studiare, colleghi, è difficile. Quindi dar per dire il Napoli, perché il Napoli con 28 punti è chiaro che deve fare almeno 43 punti per avere una Champions bassa, adesso lo vediamo, però intanto fare 40 punti in un girone è difficilissimo, e lo fanno squadre che stanno molto in salute, che hanno anche il favore dell'entusiasmo degli alberi, eccetera. Quindi non è un raggiungimento facile. Se noi andiamo a vedere il Napoli non è scontato, e se noi andiamo a vedere nel girone di ritorno, a parte quante poche volte, perché l'ha fatto Gattuso out, 43 punti, l'anno scorso Spalletti 40 giusti, e l'altro 2 anni fa, scusa, Spalletti, e l'anno scorso Spalletti. Quindi noi 43 punti sono Gattuso out e Sarri l'anno dei 48 più 43, 91 punti. Poi dobbiamo andare molto meno, quindi 43 punti è il secondo risultato più alto in un girone di ritorno della storia del calcio Napoli, il campionato a 20 squadre con la regola dei 3 punti. Poi c'è importantissimo, vabbè, è troppo importante questa cosa che hai detto. E qualcuno mi chiedeva se era uno dei peggiori gironi, così. Si vede qua che il 2019 24 punti. 24 punti nell'annata. No, era per dire, attenzione, che fare 40 punti non per il Napoli, per qualunque squadra in Serie A, qualunque squadra, e in generale per la Serie A esatto. Lo fanno mediamente 2 squadre. Poi arriverà, c'è stato un anno dove l'hanno fatto 5, ma fu un anno dove tutti correvano il girone andata, però il girone di ritorno crollarono, non lo fecero 5. Quindi il primo punto è difficile, e chiaramente per fare questi punti la squadra deve girare molto bene, cioè alla fine pensate, fare 43 punti devi fare 14, 15 vittorie, ragazzi. Devi fare il campionato del ritorno dell'anno scorso, devi fare il campionato da scudetto, e devi giocare bene, e tu adesso non riesci a fare un gol. Allora vai a vedere il secondo schemino che ti ho mandato, che te lo nomino, che è rendimento campionato. Rendimento campionato. Perché una cosa, non voglio, diciamo, rovinarvi i sogni sono bellissimi, io vivo di sogni, vivo di cinema, quindi se c'è una persona che vive più di sogni di me, insomma, difficile. Però poi alla fine
il sorriso, hai 28 punti, gli altri ti fanno ciao con la manina. Se noi vediamo da quando c'è la Champions, la qualificazione a 4 squadre, tranne un anno 69 punti, devi considerare 72 punti come una soglia bassa. Abbiamo avuto anche degli anni 78-78. L'anno scorso è lo stesso 72 perché è falsato dal fatto che la Juve poi ha avuto quei punti in mente, quindi 70 il Milan, ma non sarebbero stati sufficienti. Quindi possiamo ragionare, 78 sarebbe inimmaginabile, per Napoli fare 78 punti significa far 50 punti nel girone di... cioè, quindi... pensate un po', diciamo, ragioniamo su 72 punti. 72 punti deve fare 44 punti il Napoli, che è il secondo miglior risultato della sua storia dopo i 48 punti in un girone di ritorno, il secondo anno della stagione meravigliosa del maestro Sarri, che fece 48 punti nel girone di ritorno. Quindi stiamo parlando di un Napoli da record. Andate a vedere quante vittorie servono per fare 44 punti. E ce lo dice il campionato con la regola di 3 punti a 20 squadre con le prime 4 qualificate. Il problema del Napoli è un problema, tanto che non va nulla nella squadra, depressione, che Napoli ha tutte le squadre davanti, molte di queste squadre ci hanno battuto, perché se tu devi rincorrere una sola squadra puoi sperare pure no, che crolli. Ma poi diventa la famosa frase che dicono i miei colleghi: il campionato è lungo, il campionato è finito per il Napoli, perché vedete quando io vedo una squadra che lotta per il titolo può sbagliare al massimo 10 partite, l'Inter quante ne ha sbagliate? 4, la Juve quante ne ha sbagliate? 5 in metà stagione, sono in perfetta media guido. Chiaro. È chiaro che potrebbero sbagliarne anche perdere 5 partite, infatti andrebbero male sotto la media guida, però ci si trovano che sono gli unici due che lottano per il campionato, no? Cioè il Napoli ha sbagliato 11 partite, quindi è chiaro che il campionato, cioè proprio matematicamente, dovrebbe vincere tutte le partite e non arriverebbe a 87 punti. Cioè, il problema è che il Napoli ha tante squadre davanti e fra un po' gli scontri diretti non con il Napoli tra di loro sono penalizzanti per noi, perché anche un solo punto che si dicono queste squadre diventa pesantissimo, perché non puoi più sperare, diciamo, tu devi rincorrere il Milan e basta, speri che il Milan cominci a zoppicare, perda 2 partite, pareggia e lo superi, poi andate a vedere a un certo punto, diciamo, il Milan perde tutte le partite, ma per perdere tutte le partite significa che poi ha perso pure con la Lazio che la precede, ha perso pure con l'Atalanta e tu ne hai tante. Con la Roma hai perso, quindi non sei a pari punti. Con la Lazio hai perso 1-2, con la Fiorentina hai perso. Col Milan, diciamo, hai pareggiato e molte di queste squadre tipo Milan, Fiorentina, Lazio le incontrerai in trasferta e il maestro Mazzarri in trasferta sta andando malissimo, ma proprio male. Ti inviterei a far vedere, perché poi è evidente che Guido Gentile vive in un multiverso tutto suo, perché se è l'unico, se dopo 15 minuti non capisci che chi è il pollo al tavolo di poker, il pollo sono io, e qui se il 99,99% dei miei colleghi dice che vedo dei miglioramenti, io alzo bandiera bianca, sono il pollo, sbaglio. Però per esempio per sfizio vediamoci questo schemino, chiaramente è solo uno schemino, sono solo numeri molto rozzi e non è da quello, però io le partite le vedo. Non ho pubblicato il nuovo video per penalizzare il mio canale, perché mi sono rivisto delle cose stanotte e ho lavorato per te per vedere tutta la situazione della campagna di acquisti storica del Napoli, con una difficoltà che metto per quest'anno. Chi era il direttore sportivo del Napoli in estate per la campagna? Non ho il confronto omogeneo, perché Giuntoli, Pigon, Marino, punto intero, chiusa parentesi. Se tu fai vedere gol in tutte le competizioni, perché qui questo canale io non mi permetto di insultare nessuno, né consiglieri comunali, né politici, né colleghi e nemmeno i tifosi che devono uscire dalle 7. Cerchiamo di parlare di calcio, è un po' un unicum. E no, mettilo grande, togli la mia faccia, che tra l'altro c'ho pure la barba incolta e mi sono preso una cazziata per questo, eccetera. Raga, questo è il peggior rendimento in gol in totale, cioè, del Napoli, cioè, se voi vedete il famoso rendimento le macerie, no? di Benitez, avevamo 1,24 in tutte le competizioni come gol subiti, però non era una differenza reti drammatica, più 31, la differenza peggiore l'hanno Donadoni e Mazzarri 8.
noi abbiamo una differenza reti in tutte le competizioni. Pensate che il Napoli fra un gol avrà preso tutti i gol che ha preso l'anno scorso in tutta la stagione. Perché ho capito che non ve ne frega niente la Coppa Italia, a me sì, e tra l'altro aiutava parecchio, perché quella è stata la pietra tombale della nostra stagione, altro che non contava. Il Napoli ha 1,42 di media gol subiti, che è imbarazzante, ma per avere una media gol in attivo così bassa dobbiamo andare al maestro Mazzarri, 1,46 nella stagione 2010-2011. Possiamo far peggio, arrivare a Rei, a Donadoni, no? Lesone, cioè il Napoli sta andando molto male, e sperare, io ve lo dicevo, ragazzi, non si ragiona così nel calcio. È chiaro che sono il pollo, sono lo 0,00000 non pensate che uno possa aumentare una media di rendimento di un punto così. Per aumentare di 0,20 devi veramente sudare 7 camicie, e noi la stiamo peggiorando con tutto il peso psicologico possibile e immaginabile, eccetera. Infatti, giusto per divertirti, fai vedere l'ultimo schemino, eccetera, insomma, sempre numeri rozzi, perché per noi è importante la partita che possiamo dire che vedevamo un Lobot bassissimo e un Caiuste che non capivamo in che zona del campo si trovava, sembrava molto spaesiato. Sinistra, destra, alto, vabbè. Sì, però era più alto di Zelinski senza pressare, la squadra era lo stesso lunga. E ti ho detto il perché, cioè non te l'ho detto, perché la palla lunga di Collini non poteva arrivare a Raspadori, e quindi si sperava nella torre di Caius. E che cacchio! Non è che non le vediamo le partite, però nel multiverso c'è qualcuno che dice stava giocando benissimo, avete visto gli inserimenti di Caius? Vediamo questo rozzissimo, mi chiedo scusa, banale, inutile confronto. Non l'hai potuto fare in scala. No, ma sì, grande citazione, Doc, ma è veramente banale. Però ragazzi, ok che stiamo vedendo dei miglioramenti, noi siamo arrivati a una percentuale realizzativa del 14%, diciamo, relativa, e pensate che la percentuale realizzativa assoluta del Napoli in questo momento è del 3,92%, cioè tra tutti i tiri fatti, gol fatti. C'è un crollo in tutte le statistiche, no? In tutto, proprio un crollo pazzesco. C'è anche volutamente una stizzatina, qualcuno se ne accorgerà. Per la prima volta in questi anni c'è una differenza reti negativa, cioè poi anche togliere, però diciamo questi sono i numeri di confronto che testimoniano una classifica che è in caduta libera. Il punto è che lui ti risponde, dice però non abbiamo giocato con l'Empoli. Questo è stato il segno proprio di resa totale, perché non hai nominato mai Garcia, hai nominato Zemari, addirittura Cavani, Mascara e Lucarelli, ho fatto come Mascara e Lucarelli. Mi è sembrato una caduta di stile, è un segno di debolezza, non solo tattica, tecnica, psicologica, perché o fai il maleducato e lo nomini, hai detto voi mi avete chiamato, Garcia è stato capace di perdere con l'Empoli in casa, l'Empoli sta facendo un schifo, puoi anche dire, tanto uno non può anche non essere amico di tutti nella vita come di Garcia, ma a questo punto sei più signore, perché lo dici in faccia, no? Sì, il Frosinone che pare che negli ultime 6 partite ne ha persi 5 in campionato, quindi non è proprio un periodo di forma clamoroso. E il problema è che non c'è un giocatore che sembra migliorato, sono tutti paesati. Io l'ho detto, non vorrei, quando abbiamo preso Mazzarri, che noi passiamo da un equivoco tattico a un suicidio tattico, sembra che è proprio un suicidio. Vediamo se il mattino poi non mi cita, eccetera. Ho detto siamo a un suicidio tattico, perché non è tanto come sta messo in campo la squadra, perché puoi mettere 4-3, cioè 5-8-1, 5-5-5 la bizzona, facciamo pure noi queste battute stupide e ritrite. Il problema è che c'è una squadra, diciamo, non pressa, dice ma con Garcia prima ti lasciava la mano in bocca che buttavi delle partite con la Fiorentina e con la Lazio, qui non le butti, è un senso di resa incredibile. Il problema è che questa squadra, ed è inquadrato molto bene Valerio, ha la forza per fare questi 60, 62, 63 punti che potrebbero essere più che sufficienti per andare in Europa League, Conference League, che sappiamo sono molto amate dal presidente Dalla Renzi. Chiaramente ironico. Adesso dobbiamo aspettare la casualità, Valerio, non è un segno, diciamo, di superficialità da parte mia, è proprio così, con ovviamente tutte le
evidenti sbavature, chiamiamole così, perché non ha proprio senso dar via Elmas non solo prima dell'apertura del mercato, ma sapendo che tu sei corto in un reparto e che comunque non avevi invece l'accordo per un giocatore già dal 1° gennaio. Stiamo ancora che devono firmare le visite mediche, cioè rischi di giocare con la Salernitana ancora con questa formazione, con una marea di diffidati. No, il nostro nuovo arrivato è diffidato, cioè ha 4 ammonizioni perché ha preso il rosso diretto. Allora, abbiamo una marea di diffidati. Tra l'altro ammettola, perché c'è questa particolarità e voglio andarmela a studiare. I diffidati e gli squalificati del campionato valgono per il campionato e la Coppa Italia per la Coppa Italia. Successe l'altro anno per il fatto della squalifica di giocatori in Supercoppa, che poi fu pagata il campionato. Noi abbiamo una marea di diffidati. Ripeto, ammetto che voglio andarmela a studiare, cioè non vorrei che poi quei diffidati poi che cosa saltano, perché siccome non gioca col Sassuolo, ma la partita successiva è della Supercoppa, credo, se mi sbaglio, quindi ve lo dico, che non saltano la Supercoppa, credo, però se non venissero squalificati, cioè venissero invece diffidati, squalificati nella Supercoppa, potrebbero saltare la partita successiva, che è quella del campionato. Quindi comunque avere questo fardello, perché è successo l'altro anno così, perché giustamente Supercoppa è a sé e riguarda sia la Coppa Italia che il campionato. Però siccome è cambiato, ammetto questa mia sbavatura, perché negli altri anni era una partita singola e quindi veniva uniformata, inglobata col campionato. Adesso, essendo questo torneo strano nuovo di 2 partite, non so se funziona come la Coppa Italia, squalifiche sono a 0, chi è diffidato in futuro, no? Quindi solo 2 cartellini sarebbero, chiaramente, per le coppe. In Supercoppa viene squalificato per la successiva Supercoppa se si qualifica. Però è un dubbio che io, insomma, mi è venuto adesso quest'anno su questa partita con tutti questi diffidati. Ho detto, come funzionerà? Vabbè, non c'è problema, perché faremo un grande mercato e quindi non ci sarà questo problema. Però fammi dire l'ultima cosa. Attenzione, questo grande mercato, sì, però tu hai continuato a perdere punti. Non vi aspettate che il grande mercato risusciterà il Napoli, perché tu oggi dovevi vincere col Monza. Allora il grande mercato si inseriva un Napoli che aveva 6 punti in più. Vi ho fatto vedere, per quanto prendi il grande mercato, pure se venisse Messi più giovane, fare 44 punti, pure se venisse Messi, è un'impresa titanica. E siccome tu tra l'altro non stai prendendo dei giocatori, noi hai preso un difensore che ha 78 partite in Serie A e dato via un giocatore con 200 partite in Serie A di 23 anni come Elmas, ne hai preso uno di 29, ma puoi aspettarti il salto di qualità. Prenderai forse un giocatore di 22 anni, una giovane promessa dell'Udinese, ma che si trova una pressione psicologica che non ha mai avuto giustamente nella sua vita, detto, e ti aspetti che quello ti tiri fuori dalla sabbia mobile e ti porti a fare 44 punti. Quindi questo mito, non parlo più del mercato, Valerio, almeno tu che sei un uomo intelligente, saggio, educato, smitizzalo, perché non ti risolverà il mercato i 44 punti. È chiaro. Guido, io ho deciso di diventare famoso e di diventare virale, e quindi invece di essere possibilista, io mi auguro la rivoluzione, il cambio e così, ho detto a inizio live che Conte non verrà mai e che sono tutte balle. Di conseguenza, quando Conte arriverà, possono clippare il mio bel faccione, come diceva Gattuso out, che dico che non verrà mai, e mi possono sfottere che Conte ha firmato per il Napoli. Ora leggo Aldo, che ringrazio, dice esclusiva Calcio Napoli 24 su Conte, dice Napoli si può fare. Io insisto e dico ci è venuto a prendere in giro. In tribù. A parte che lui vive a Torino, e secondo me ci sono 2 valutazioni da fare. Una volta feci anche una battuta con te, è vera, poi tra l'altro io ho fatto tutti gli errori possibili e immaginabili nella mia vita, essendo un uomo di cuore, veramente abbiamo sbagliato, perché dovevamo lavorare in questo settore, perché è il lavoro che ti permette di fare non solo più errori possibili e fai più carriera. Non te la puoi cavare, secondo me, col fatto, cosa? Dire che avevamo vinto il riscatto, stare 6 mesi con questa tarantella, è come se Valerio progettasse un palazzo, non ha sbagliato le dimensioni della cucina e la moglie gli rompe le scatole perché deve comprare un'altra cucina, il palazzo è crollato. Errore. E sai, dopo che è crollato il palazzo diventa un po' meno appetibile come costruttore, cioè per ricostruirsi vedi il gioco di parole, una carriera, una rispettabilità, deve fare parecchio fatica, no? Quindi
Cioè, errore, è ovvio che se uno dice io faccio 50 picco pallini, non voglio fare riferimenti, se no ci offendo che sono permalosi. Sì, però fai anche 50 errori enormi. Non stiamo parlando di sbavature, cioè aver sbagliato totalmente la valutazione della stagione in maniera così macroscopica, poi per quanto mi ricorda ti rende poco credibile, perché ti dovrei credere anche per una valutazione stupida, perché cioè, devi fare molta fatica, quindi, però non conta nulla, perché noi abbiamo invece casi totalmente opposti. Sul mercato lo sappi benissimo come la pensi, puoi sparare mal di noi. Se ti dico la mia, cioè lui è andato perché era comodo, e secondo me invece l'ha pietato un male, cioè lui, vista questa squadra, questa situazione, questo sbando societario, che poi di nuovo silenzio stampa, forse in ritiro, forse no, lui ha detto ma io qua non ci vado mai, perché Conte è uno che vuole andare nella squadra che ha la rosa più forte del campionato, è sicuro di vincere, e incomincia a lamentarsi perché non gli comprano giocatori dopo che li hanno comprato tutti, pure quelli che sono andati in paradiso. Incomincia a lamentarsi degli arbitri, lo faceva pure con la Juve, che Guardiola glielo disse, ma tu stai alla Juve, figurate, nel Napoli, dove appena fai un soffio a un giocatore ti ammoniscono, sarebbe, cioè, non è, poi viene, e anche a me prenderanno, avete visto, ma l'impressione che lui dopo aver visto questa partita dice vabbè, ho visto il Napoli, già gli ho detto no una volta, adesso sono ancora più convinto che gli ho detto no, ho detto, ma lui penso stia aspettando la Juve. Io penso che Allegri voglia vincere il campionato e andare via come è andato via Spalletti, ha detto io sono ritornato, mi sono fatto degli anni di sacrificio prendendomi anche qualche sfottò, ho rivinto, adesso aspetta Giuntoli, e Conte torna perché non c'è più Agnelli, è stata sciacquata nei panni non dell'Arno ma di un fiume immaginario, insomma, non andarsene da secondo, per quanto sarebbe comunque detto, io l'ho riportato in Champions perché è ancora un contratto molto lungo, chiaramente si potrebbero mettere, e quindi Conte secondo me la priorità assoluta è la Juve, rimane in attesa di una grande big come il Milan. Però io, se dovessi, sapete, non scommettere 0 euro addirittura nella vita, non li scommetterei su Conte. E dopo la partita, e soprattutto la gestione societaria, perché se Doranti deve dire qualcosa, va in conferenza stampa, fa una conferenza stampa anche delle sue solite, ma ha fatto una conferenza stampa che, a parte l'Istituto Luce, che ormai l'accompagna da 15 anni, perché la stampa di Napoli è peggio dell'Istituto Luce, cioè Radio Ronda in confronto, cioè, non era nulla, cioè, è altro che... tu non puoi dire, poi ve lo dico il 24, ma il 24 tu puoi stare a 30 punti dall'Inter, che lo dici a fare il 24? No, è un'assurdità quella cosa là, cioè, ve lo dico dopo se c'è una verità, non veramente non meno male che non giochi adesso col Sassuolo, perché tu Salernitana, la Sassuolo e Lazio, di cui 2 trasferte fuori casa, e con Mazzarri non vinci più fuori casa, no, non è detto che tu fai 9 punti, per dire. Guido, ringrazio Erberto che chiede qual è il possibile scenario dopo questa disfatta, visto che i problemi sono tanti, non riesco a capire cosa succede ai calciatori. Lo scenario in questo momento è di chiudere al più presto e di pensare già adesso all'anno prossimo per quanto riguarda il direttore sportivo, perché l'abbiamo stabilito. Quale allenatore ti dice di sì adesso? Ma appunto, ma oggi che lo ripeto, eticamente, per tutte le ragioni di questo mondo, la persona, con tutto il rispetto di come immaginate, è proprio più distante dal mio universo, quindi non è che io vivo nel mito di Moggi. Quando gli chiedevano chi compra, ha detto 10 volte il Napoli deve comprare adesso un direttore, ma uno tosto, e per dirlo adesso, perché ripeto, Moggi ne ha fatte di cose, diciamo, non bellissime, cioè. Però capisci di calcio come pochi, e bisogna dirlo con serenità, perché è ovvio che tutto un lavoro a cascata, e rispondo alla tua domanda, ovviamente tu dici adesso prendi l'allenatore, ma prendi un allenatore che sa che il direttore sportivo del Napoli ha un contratto per 1 anno e non sa se viene rinnovato, e tra l'altro questo povero Cristo non ha nessuna colpa nel mercato estivo di questa situazione, ma probabilmente non verrà rinnovato, e quindi ha detto ma a meno che tu non prendi già il binomio, nel senso viene, diciamo, Conte col suo direttore sportivo, il sogno, no? Klopp col suo direttore sportivo, altrimenti finisci in questo cortocircuito malsano incredibile. Dovevi esonerarlo, sì,
ma non per colpa, per dire io devo dare la svolta, incomincio a ricostruire da quest'anno nuovo direttore sportivo, Dio, perché quello poi è la base, la svolta per cominciare a costruire mattone per mattone. Noi stiamo costruendo di nuovo una casa sull'acqua, però è stato bravo, vedete, si è preso le responsabilità, ci ha messo la faccia, sì, ci ha messo una faccia un po' paraculamente. I colleghi che poi possono fare quello che vogliono, una maglietta della Renz, è uno che nei suoi film metteva i nomi dei critici cinematografici, miei colleghi, non proprio edificanti, nel senso per prenderli in giro addirittura sulle tombe. Allora uno deve pure conoscere la storia dei personaggi. Io la mano sul fuoco su quel 23 non la metto, cari colleghi, perché conosco il personaggio, non me ne frega niente, non voglio la maglietta, me la vado a comprare, se mai la trovo, perché è difficile trovarla in giro. Lascio a voi litigare cosa, perché non aiuta la società, il Napoli a crescere nuova era, però il personaggio bisogna conoscerlo. Vi ricordate sto fatto? Allora, i miei colleghi, tra l'altro una delle colleghe più potenti, carismatiche, l'ex direttrice di Chuck della Festa del Cinema di Roma, hanno scritto anche un libro sulle donne potenti del cinema, cioè, quindi proprio esempio sbagliatissimo. L'articolo del New York Times che ti ho mandato non mostra un presidente visionario, ma mostra un presidente conservatore che ha fatto sempre lo stesso film per 30 anni, che ha contribuito allo sfacelo culturale del sistema economico e culturale italiano. Quindi New York Times non lo chiama visionario, poi l'Istituto Luce lo chiama visionario, e noi sempre il pollo che dopo 15 minuti della partita di poco. Però insomma, se non si esce da questo equivoco, detto da come si costruisce, da che punto, da dove dobbiamo iniziare a costruire una società, noi aggiungiamo pezzi di cerapongo sul nulla che scivolano e cadono, perché è una cerapongo che tu metti sul vetro, non si attacca da nessuna parte. Fai giocare i bambini e facciamo giocare i bambini, va bene, solo che non siamo bambini ed è una società di calcio nell'anno cruciale dove inizia una nuova Champions League e il campionato del mondo per club, che faranno le altre squadre e non noi. Guido Angela torna un pochino sul campo, dice: ma perché nel primo tempo Kvicia non è stato servito neanche una volta, nel secondo tempo anche per andarsi a prendere il pallone doveva andare a destra, come mai? Ecco, questa invece, tornando al campo, perché qui noi vorremmo, ecco, oggi non c'è la conferenza stampa che troppe volte sta saltando. L'ultima, tra l'altro, insomma, c'è stato quel amabile dialogo tra Giordano, insomma, è uno dei giornalisti più esperti, se togliamo Corbo, cioè. Ci sono tante cose che sarebbe stato utile che Mazzarri ci spiegasse, perché lui poteva, io avevo nella mia testa questo, il piano tattico era questo, non siamo riusciti a farlo perché ci siamo scoraggiati, perché il Torino è stato buono, perché muovevano più velocemente la palla, ma noi abbiamo visto, è vero quello che diciamo, una squadra non solo scollegata, demotivata, è troppo lenta in tutte le cose, non solo nella manovra ma nella decisione della manovra. Ci sono stati un paio di azioni dove uno dice, vedi, se tu muovi un attimo più con Politano, ti ricordi l'azione che Politano sta lì, sì, dove per una volta ci siamo mossi ed erano un po' più attaccanti del Napoli, però lui l'ha tenuta, muovila velocemente con la palla, c'hai il lato debole del Torino lì, un lato forte perché ne hai 3 di compagni, non serve accentrarti, aspettare, il Torino poi è rientrato abbastanza velocemente, l'azione non si è sviluppata da nessuna parte, eccetera. Non posso risponderti io, non sono l'allenatore del Napoli, ma quello che hanno dato è vero, solo che io ti potrei dire 1000 ipotesi, no, perché così stanno litigati, doveva andare in ban, non lo so, però è chiaro che rendi uno dei tuoi giocatori più talentuosi, che comunque anche quando non è in formissima qualcosa di buono ti tira fuori dal cinino, un'ammonizione, lo devono raddoppiare, ma anche il fatto di dire non sta facendo bene, stanchi un avversario perché continuamente devi raddoppiare così lo rendi totalmente inoffensivo. E anche quando riceve palla, come diceva Waynes qua, che non si è cliccato, la posizione media di ricezione dei passaggi di Kvara è stata nel campo difensivo, sempre schiacciatissimi, e poi tieni 1000 metri di campo da fare. Quello che ti ho detto prima io, abbiamo visto a un certo punto Caius che era più avanzato di Zelisti, di Clara, eccetera, ma non sembrava una posizione di appoggio per farlo stare meno solo e trovarli, come faceva benissimo Hamsik, sempre l'uomo sullo scarico con Giorginio. Ha detto così tu hai sempre l'appoggio, perché la famosa dorsale di sinistra non era solo per Gulam, perché noi avevamo quel famoso triangolo
dove si muovevano bene, dove c'era sempre uno scarico. E tra l'altro Hamsik, essendo uno dei giocatori migliori a muoversi senza palla negli spazi e a toccare una palla a volte con spesso un solo tocco, quindi togliendo agli avversari un tempo di gioco e dando un Comunque tempo si può dire definitivamente diversissimo da Zielinski e Hamsik proprio per caratteristiche. Sì. Cioè questo paragone non aveva proprio senso farlo mai. No, perché proprio nei movimenti in campo e poi Hamsik ragazzi, quello ha fatto 121 gol e se ve li andate a rivedere molti sono proprio bellissimi come gol, cioè non banali, anche qualche tapin, ma ha fatto dei gol proprio da giocatore di razza. Oggi Kvara è sembrato veramente più isolato del solito perché ha avuto anche meno l'appoggio di Mario Rui. Esatto, vero. Il paradosso è che noi eravamo bassi con una parte della squadra eppure abbiamo sofferto, perché non era la partenza dal basso, era una parte della squadra bassa, perché se tu dici no, quella è la costruzione dal basso, però la squadra è stretta, compatta, è a fisarmonica e quindi ti dà meno punti di appoggio per quanto riguarda gli avversari, meno se ne superi uno, tutti devono scalare. E invece no, eri solo bassa con una linea di difesa, ma non era costruzione dal basso, è un po' diverso. Vero. Da quando siamo tornati in Napoli, qual è stato il peggior girone d'andata del Napoli? Quello di Gattuso chiuso a 24, se non erro. Esatto, l'abbiamo visto nell'annata anche l'anno dell'esonero di Rei, eccetera. Il punto è che non eri campione d'Italia, cioè quando tu negli anni facevi 28, 27 punti e se un anno hai fatto, facciamo conto, 23, non è un grosso crollo rispetto ma non pensate dai 50, io Guido Gentile ve lo diceva, guardate i 40 nel girone di ritorno, quella era la partita col Monza, sta nella reaction, nella live di Valerio, mi fece incavolare, io vi dissi qua oggi si deve intervenire, pensa quanti mesi ero avanti, altro, chi lo poteva dire, e io, collega, io Monza-Napoli 2-0, no ma abbiamo vinto per distanza, va bene, poi oggi ci troviamo a 28 punti, e che sono 28 sui 40 del girone di ritorno, pochissimi comunque, c'è un crollo rispetto al girone di andata, se siamo a numeri offensivi, cioè siamo meno 22 punti, è un campionato, cioè se oggi vincessi 7 partite dovresti chiedere a tutte le altre squadre di non vincere, tra l'altro di non giocare, perché gli scontri diretti qualcuno qualche punto lo deve fare. Però 28 rispetto ai 40 è già un crollo enorme. Io quando dicevo 34 ne farà Garzia ed è a rischio la qualificazione Champions, 38 sarebbe stato ottimale, perché ho detto ha tenuto l'erosione rispetto a quello che era l'andamento, da 38 a 40, chiaro, da 38 a 50, ma per me era 40, era l'andamento degli ultimi 14 partite. Quindi non valutiamo il peggior anno rispetto a Gattuso, perché tu sei campione d'Italia. Quindi, e anche dire, perché l'ha detto un altro collega, ma il Napoli, no, un anno noi facciamo secondi dopo il primo scudetto, poi secondi di nuovo, il famoso secondo nel 1 maggio 1988, e l'anno del crollo dopo lo scudetto del 90, però c'è un piccolissimo particolare che non si è ricordato il collega di dire, che Maradona fu squalificato quell'anno. Non è un elemento non destabilizzante per tutto l'ambiente. Caspita. Cavolo. Qua mi serve la tua memoria. Questo Napoli è simile al Milan del 96-97. L'ho nominato. Che dopo lo scudetto venne abbandonato da Capello e prese da Barez, che poi venne esonerato, e poi Sacchi, il grande Sacchi, che arrivò 11esimo. 11esimo. Napoli 13esimo, Oscar Washington Tabarez. Però fu eliminato all'ultima partita dei gironi di Champions League in casa a San Siro, Sacchi, con una squadra che era fortissima perché aveva perso Donadoni e un altro giocatore, ma aveva anche Baggio, UEA, Costa Curta, non li rinomino tutti, certo. Gilles, no, non è Gilles, non dire queste cose, sennò ti accusano di essere vedovella di Garzia. Vedovella, secondo me Garzia faceva i punti, qua parliamo di una media retrocessione, media è innegabile. Ma amiche belline, ho sentito troppo spesso in queste settimane, e l'ho sentita, tra l'altro i miei Lakers hanno perso, quindi proprio settimana hanno perso, continuano a perdere, negli ultimi 6 partite hanno perso 5, quindi un disastro, quindi non vale manco più la regola, i Lakers hanno perso, il Napoli
non mi posso più manco affidare a questa statistica, cioè proprio sono disastrato totale. No, non facciamo questo discorso, perché noi siamo passati, ma in fondo siamo a 4 punti dall'Inter, in fondo siamo a 4 punti siamo a 4 punti dal Bologna, ma tu lo capisci che se quello pareggia, intanto dobbiamo fare punti noi, e non è scontato, come stiamo vedendo. Ma Garcia quello avrebbe fatto. Noi dobbiamo pensare al futuro. Probabilmente alcuni, anzi tolgo il probabilmente della community, grazie a Valerio, un po' meno da me, insomma ormai hanno capito, insomma, le ragioni di questo pantano. Il problema è che noi non abbiamo le possibilità tecniche, finanziarie, giuridiche, sportive per risolvere questo pantano. Chi di dovere l'ha capito, preparatevi all'anno prossimo. Ecco, mi spiace, anche un collega grandissimo del Genio, lo nominiamo, ha detto l'anno prossimo se il Napoli non fa le coppe è favorito per il campionato, l'anno prossimo il Napoli non lotta per lo scudetto, perché non passi da 60 punti a 90 punti, è difficile passare. Oltretutto, Guido, proprio per completare, perché alcune volte Paolo resta un punto di riferimento per me, a me piace semplicemente integrare quello che dici, integriamo questa cosa, storicamente può valere per qualche altra squadra, come per esempio la Juve probabilmente sta avendo un vantaggio a non avere le coppe, però storicamente per il Napoli, lo abbiamo visto con i numeri, abbiamo fatto gli schemetti, se vi servono gli schemetti andateveli a rivedere così ve li potete arrubare. Bene, ho fatti abbiamo fatto la media e abbiamo visto che ogni volta che il Napoli esce dalla Champions non migliora la media punti in campionato, quindi non è uscire dalla Champions ti fa fare più punti che Cupa punti. No, per ma soprattutto Valerio, non passi da un campionato di 65, 70, 72 punti a un campionato di 90 in Napoli. Però si può passare al contrario, diciamolo, siamo testimonianza che si può fare il contrario, si può passare da 89 90 allo scatafascio totale. Guido, ti chiede Claudia, tra le 1000 colpe citate, che percentuale potresti considerare va data al lavoro stremante di Spalletti? O meglio, il suo lavoro è stato solo costruttivo, nessuno strascico negativo? No, ma questa cosa, non so se la signora Claudia c'era, io dissi, e cercando di spiegarla bene, perché tremendo che nel web poi ti estrapolo una sola frase, dice detto, Spalletti ha fatto qualcosa di leggendario, lo ringraziamo, però Spalletti non ha lasciato una legacy come la lascerà Mourinho. E per questo andava ricostruito tutto, perché non l'ha lasciato non per colpe sue, non perché è cattivo il maligno, non aspettava, cioè io l'avevo capito e ve l'ho anche detto, vi avevo preparato psicologicamente, non è solo un fatto di campo, un fatto di testa, andava, non dico azzerato tutto, ma bisognava ripartire in maniera drastica. L'ho detto l'altra volta, forse l'unica colpa di Garcia è quello di non averlo detto proprio subito alla seconda giornata. Signori, qua o lo capite che bisogna cambiare tutto, e non l'abbiamo cambiato perché abbiamo gli stessi giocatori l'anno scorso, bisognava cambiare tutto perché quella squadra con alcuni elementi era arrivato al massimo. Bravo lui che li aveva fatti arrivare al massimo, perché comunque bravo lui, non è che pensare che fosse replicabile con una squadra e una società che non ha quel tipo di mentalità per reggere l'onda d'urto, e si sta vedendo, era folle. Però ovviamente c'era l'Istituto Luce che in maniera meravigliosa ci ha bombardato per distacco, ma che cosa state dicendo? Questa è la squadra che ha vinto per distacco, e invece bisognava rifondare da tutto. Il problema fu quello, io dissi, non ti puoi permettere il lusso da campione d'Italia di cambiare nello stesso anno allenatore e direttore sportivo, perché non avrai nessuna continuità. Se appena all'inizio le cose ti vanno male, ve lo dissi, detto, non hai dove aggrapparti, perché hai cambiato tutto. Noi addirittura non solo li abbiamo cambiati nello stesso anno, ma uno è arrivato dopo, con un allenatore che, scusate, dal primo giorno l'hanno insultato, perché dal primo giorno l'hanno insultato. Ragazzi, non ti potevi aspettare una stagione, altro che Bistacco, che non fosse disastrosa, perché questa... Spalletti lo disse in una bella conferenza stampa, per rispondere in maniera ancora più precisa all'amica, che lui ha detto, io, che non dissi a spremuto, però quello era il senso, ho chiesto a questi ragazzi, come si fa a volte a scuola, di dover recuperare 2 anni in uno, e quindi questo anno è come se avessero lavorato per 2. Io la sentì quella conferenza stampa, mentre altri dicevano ma questo è per maloso, è Rosario, c'è là dentro, c'è là fuori. Io quello che diceva lo sentivo, e
e questa cosa mi fece suonare il campanello d'allarme. Di nuovo, bravo lui, bravi i ragazzi a seguirlo, eccetera, ma tutto ha un costo. Lavorare 2 anni come se fossero 4 e l'ultimo, ma un 2 proprio spinto al massimo, e io vi dissi noi lo vinceremo adesso il campionato, perché lui spingerà adesso al massimo nelle prime 4-5 partite del girone di ritorno. Io vi ho detto come si sarebbe sviluppato il campionato, non cacchiate, lo paghi, ma non spettava a noi, perché non abbiamo il potere se non di stare bene insieme, analizzare il campo col sorriso, senza arrabbiarci, capire le cose, migliorare, sbagliare in buona fede. Però non è che se Guido dice una cosa, Valerio dice una cosa, De Laurentiis compra o vende un giocatore, per dire. Però quello che ha detto l'amica è evidentissimo, è proprio un netto, però l'Istituto Luce ci ha raccontato il contrario. Allora, c'è Stefano che gode per la... Vabbè. La spiega meglio Gigione, l'esclusiva di Calcio Napoli 24. Conte ha detto ai tifosi del Napoli a Torino che a Napoli ci verrebbe, ma le cose vanno fatte bene. Cosa intenderà con le cose vanno fatte bene? Come vedete, ragazzi, io non mi devo mettere in contrapposizione con l'esclusiva di Calcio Napoli 24. È ancora più evidente che Conte con i tifosi del Napoli avanti dice no, ma io non voglio venire, ma ti deve rispondere così, dice una grande poco meno di politici. Negli anni sta cercando di calmarsi, cioè, cerchiamo di ragionare. La famosa logica qua non è manco deduttiva di Guido e Sherlock Holmes, può mai venire, tra l'altro in un momento delicato dove insomma il clima è elettrico, mi state sulle scatole, se una squadra di pezzenti avete fatto questa figura, io non verrò mai, cioè, no, deve dire, giocare col politichese, siccome tra l'altro ti sta dicendo di no e non è che non ti vuole dire no, però le cose vanno fatte per bene, cioè è una frase che vuol dire tutto, non vuol dire no, nulla, ma vuol dire, se tu la leggi bene, il cinese ha detto, che significa, è chiaro, lui non te lo vuole spiegare in diretta che significa cose fatte per bene, però è chiaro che ti scontri con l'istituto, non mi riferisco a Calcio Napoli 24, l'istituto Luce, che tra l'altro in una giornata di depressione cosmica è molto più facile distrarti, sognare, Conte, vi devo dire, Conte, intanto hai sognato, hai preso in giro i tifosi, Conte è l'uomo giusto per il alla fine è venuto Mazzarri, il sorriso, l'istituto Luce, no? Sempre. Adesso si allenano, è maniacale nella preparazione, 28 punti, hai detto... Le società si costruiscono in tutti gli aspetti. Noi dobbiamo dire una grande verità un giorno per tutto, oggi mi farò molti nemici, è che il sistema Napoli De Laurentiis, che non sta funzionando a Bari, tra l'altro, ha funzionato a Napoli perché comunque è un tessuto sociale, economico, sportivo, culturale nel senso calcistico, perché culturale in senso lato è enorme storicamente, se parliamo di una delle perle del Mediterraneo, Napoli, sia chiaro, se no maestri come De Giovanni, cioè Napoli, inutile fare ha saputo sempre rinnovare la sua grandezza, ha sempre saputo rinnovare, non c'è un momento, dicevo, vedi, comunque è morto Pino Daniele e veramente non ne nascerà più uno come prima, però non c'è un vuoto musicale, è morto e c'è Sorrentino in campo cinematografico, ha sempre saputo rinnovare. Di Totò ce n'è uno, ma anche di Paolo Sorrentino ce n'è uno, per dire, sono epoche diverse, quindi in campo letterario, cioè, non voglio specificarlo questa cosa, ma in campo sportivo è stato facilitato da un ambiente che insomma crede al Messia. Già Bari, che non credono al Messia, ha detto questo sistema avrebbe retto a Milano, Torino, no, perché non l'hanno mai messo in pratica, non potrebbe reggere. Ha retto a Napoli perché a Napoli ci sono le condizioni perché un sistema così snello, chiamiamolo così, può reggere. Ma come mai non esiste manco, diciamo, a Firenze un sistema così snello? Facciamoci questa domanda, cioè perché a Napoli ci sono delle condizioni particolari perché questa organizzazione ha potuto reggere per 18-19 anni. Dice, ma il campionato perché il campionato italiano è scarso, anche come diritti, come stadi, eccetera. Quindi basta pochino per vincere. Noi abbiamo vinto nell'anno in cui abbiamo fatto meno 64 milioni nel bilancio. La gente dice, il bilancio no, l'anno scorso era ancora in rosso e hai fatto un campionato dove non dovevi vincere e dovevi ridurre il monte ingaggi. Pensa quanto è bastato poco per vincere. La domanda è perché non abbiamo vinto abbastanza negli anni precedenti? Invece voi siete contenti, vedi, ci ha fatto vincere l'Istituto Luce, ci ha fatto vincere. Però perché la Juve, che è una delle società più patriarcali nella storia, Agnelli, eccetera,
comunque non ha avuto mai questo sistema così familiaristico, ed era la famiglia Agnelli, perché a Torino non funzionerebbe. Moratti mica aveva tutta la famiglia nel consiglio di amministrazione, ma aveva una marea di consulenzi. Il suo errore è che ne aveva troppi. Quando ha snellito un po' e ha tolto Mancini, ha incominciato a delegare a pochi ma capaci uomini, ha vinto il triplete con anche una grande squadra, cioè. E lo stesso Capello ha detto no, servono gli uomini giusti, i rapporti giusti. Uno dei passi giusti, per esempio De Laurentiis poteva assumere quella famosa cosa che un ex arbitro, adesso noi non parliamo più di arbitri, parlerà solo il nostro consulente che è un ex arbitro, che può fare le domande giuste dopo una partita col garbo giusto, ma con la competenza di chi ha lavorato per 20 anni nel settore. Era uno stipendio ben, diciamo, guadagnato. Lancio una proposta, no? Cioè come nuova figura dirigenziale. Detto, no, lo stanno incominciando a fare alcune società, le bruciavi sul tempo, in modo tale che non fai il piangione e nessuno ti può dire, perché detto, oh cavolo, chi conosce meglio di lui il regolamento, sei un ex arbitro, comunque alcuni colleghi di Saramico, con alcuni come può capitare di nuovo, e quindi è lui il nostro referente istituzionale con l'AI, eccetera. Perché altrimenti tu non hai nominato mai nessuno in Consiglio federale e l'Inter ne ha 2, perché non conta. Insulti tu, quello là, e prendi schiaffi. Perché ho detto è un sistema che comunque a Napoli funziona perché l'Istituto Luce ti esalta. Già se vai a Bari, che non è una città della Svizzera, dall'inizio non hanno visto la famiglia della Laurentiis come i salvatori della patria. Attenzione, bisogna incominciare come un ostacolo alla crescita. E ce l'hanno a morte col sindaco, perché hanno sempre detto perché questa, il sindaco ha detto io avevo poche offerte, mi è sembrato più credibile, a Napoli è fatto bene, De Carlo tra l'altro uno dei sindaci più amati in Italia e non gli puoi dar torto, però la città non se l'è bevuta. Guido, visto che tu stai avanti questa domanda, a questa domanda tu avevi già risposto nella live precedente, proprio come fatto di numeri, la quota non terrorizziamo inutilmente le persone, dei pareggi scemi li fa, delle partite bruttine, poi ci sarà la partita come oggi, no? Che quello c'è il rimpallo su punizione, si trova la palla e fa il gol incolpevole Gollini. Il punto è che tu da campione d'Italia non è che dovevi lottare per fare 60 quindi non andate a letto con la paura, adesso retrocediamo, ci sarà qualcuno che ne fatevi, insomma, non mi fate insomma intristire da sfottò, non rispondere, è calcio, ci sta che un anno può andare anche perché il resto della Serie A è proprio scarso, cioè anche perché non ci saranno 3 squadre che possono farne di più, cioè spieghiamo bene così, ma no. Sono 28 punti, ne devi fare 34, 35, diciamo 38, dai, devi fare 10 punti nel girone di ritorno col coltello fra i denti, a meno che non ti vendi tutto. Non è quello, è che rischi di non entrare addirittura nei prime 8, devi fare il turno in più di Coppa Italia, quindi viene eliminato addirittura prima degli ottavi, perché nei prime 8 saltano i turni preliminari Coppa Italia. Cioè, in questo momento il Napoli non è solo fuori dalla Champions League, è fuori dalle teste di serie delle prime 8 della Coppa Italia. C'è un risultato così brutto. Ma tanto la Coppa Italia non ci interessa, quindi dovevamo approfittare, perché la Fiorentina ha perso, Bologna ha perso e una tra Atalanta e Roma perderà punti, oppure, visto che tra 4 minuti scendono in campo, potrebbero pareggiare e guadagnare un punto a testa su di noi, e poi se la vedono tra di loro. Sono troppe le squadre davanti. Esatto, spieghiamo per l'ultima volta nel salutarci. Non è una questione, mancano 6 punti, li puoi fare, devi vincere queste 2 partite, e per il Napoli in questo momento consecutive non è scontato, perché non segniamo manco se la buttiamo dentro con le mani, e devono perdere tutte, devono smettere di giocare tutte quelle che stanno davanti, la Lazio, l'Atalanta, la Roma, la Fiorentina. Era molto importante, però una può crollare. Era molto importante andare. Intanto il Milan non crolla, quindi che qualcuno diceva ma lo riprendiamo il Milan. No, il quarto, ma anticipo, Guido, facciamo noi visionari, anticipo, da domani si parlerà, attenzione, il quinto posto è utile, quindi dobbiamo lottare per il quinto posto. Quello che mi dai un assist per rendermi così più antipatico del mondo. Vai. A me non piaceva, perché quest'anno è proprio figlio di quella filosofia.
a me non piaceva la filosofia mazzarriana, perché gli obiettivi venivano poi abbassati in base ai risultati. Una cosa che mi hanno insegnato, perché è vero non stare nel giro della politica, queste cose qua, però è anche giusto non darsi alle. Io ho avuto un serio insegnamento da mio padre e ho un continuo conflitto con mio fratello, perché lui mi dice ogni tanto arronza nelle cose, perché io faccio le nottate per prepararmi le cose. Ho avuto, perché una parentesi, arrivo a parlare di calcio, questa bellissima chiacchierata tra l'altro con un tuo amico Bellino che mi vuole coinvolgere in questo progetto bellissimo fotografico, e poi lui mi diceva: Guido, però non dare quello che dice mio fratello per scontato, che io la tua cultura ho visto tutto quello che hai visto tu, cioè poi mi devi dare il tempo. Però questo significa che c'è una persona che si fa un culo come una capanna tutti i giorni, 14 ore al giorno, 14 ore al giorno. Non esiste che io preparo anche una serata, pure se non ci fosse nessuno. Anzi, io ho sempre detto, se mai ci fossero poche persone, a quelle persone io darei di più di quello che darei di solito, perché vanno... Quindi non ho un modo per fare le cose se non al massimo delle potenzialità. Poi sono sempre scontento, arrivo a parlare di calcio, però se tu punti al massimo non sei riuscito ad arrivare al 100 e sono incacchiato, però sei arrivato a quel 90 che se non avessi puntato al 100 non avresti mai raggiunto. E questa cosa invece non mi piaceva, perché partivi per un modo, poi scendevi, poi eri il quinto posto. Allora quest'anno siamo partiti per un modo nella narrazione e adesso stiamo elemosinando il quinto posto? No, non funziona così, non funziona così un processo di crescita, e non funziona così, non ci potete, a me no, non mi prendete in giro, perché, ma non funziona così nella vita, perché è chiaro che ci sono i raccomandati, i poteri forti, le scie chimiche, eccetera, però comunque c'è una fetta enorme della popolazione, vedete a Valerio, me, eccetera, siamo persone normali, che invece non ragionano così, perché se ragioni così è finito, non ti muovi più. Siccome c'è il raccomandato, non faccio più nulla nella vita, perché ci sono raccomandati e quindi io non posso arrivare vicepresidente là, però faccio felice lo stesso tante persone, tante sere della mia vita. Ho detto, non avrò i nomi sui cartelloni, no? Allora, in questa stagione adesso devi sperare che gli altri collano, che tu vai meglio, che le squadre italiane, che attenzione sono tutte seconde nelle competizioni, quindi devono vincere gli ottavi, facciano meglio per avere il posto in Champions in più. Ok, però io ti faccio questa domanda: e che ci vai a fare in Champions? È sempre quell'articolo che scrissi, il paradosso di Zelona, cioè che tu vedi gli obiettivi che non ti dai, vai in Champions perché poi cuba punti, perché come... No, il processo di crescita è che noi l'anno scorso abbiamo vinto il campionato e per la prima volta nella nostra storia siamo arrivati ai quarti di Champions. Non abbiamo ragionato da elemosine. Speriamo di... E per assurdo questo ragionamento porta a questo commento. Spalletti era inferocito per l'uscita in Coppa Italia, più di me che ero incavolato quando uscimmo quello che disse no, come anche dopo la partita con Liverpool, la grande reazione che quelle sconfitte che molti dicevano perché sono figli della narrazione dell'Istituto Luce, non conta niente, lui da grande uomo di calcio che ci ha fatto vincere lo scudetto leggendario sapeva che contavano. È vero che poi comunque non è potuto rimediare perché si è uscito dalla Coppa Italia, però hai rimediato con delle reazioni forti, non ti sei adagiato con l'alibi, non conta nulla, e infatti ci piacque, tu fosti uno dei pochi forse al mondo insieme a me che ha detto no, io voglio vedere la reazione, non mi interessa che non contavo con Liverpool, erano già primi, perché invece quel tipo di reazione ti ha portato poi a vincere tutta una serie di partite, 11 partite consecutive l'anno scorso in campionato, lei ha ammazzato il campionato, ma perché non abbiamo ragionato da pezzenti. Questo è un modo di ragionare da pezzenti che non ci ha portato a vincere. Perché ti porta a questo? La battuta ci sta: uscire dal campionato per concentrarci sulla Serie B. Sì. Allora, ovviamente non la capito. Ma noi ci ridiamo, molti amiche Bellini e amici Bellini sono cresciute moltissimo con Canale, nel senso, noi non pretendevamo Aurelio De Laurentiis di vincere il campionato, io avevo dato degli obiettivi insomma da sogno eccetera, ma non li ripetiamo più, ma di fare un processo di crescita tecnico, societario, sportivo, che 75 punti, 76 punti, dove tra l'altro valorizzavi un giocatore che poteva essere Gaetano, Zerbini, cioè un processo che vedeva tutta una serie di quei punti. Mi sembra che una persona ha citato dei famosi 7 pilastri, quest'anno ne stanno attaccando 5, grazie, perché è una cosa a cui credo molto, i 7 pilastri e poi è vero, ce lo dice la storia. Come vedere per esempio un consolidamento anche nel marketing eccetera eccetera.
Quindi non è tanto i 28 punti, sono questi 28 punti, fanno parte di tutto un universo che non sta andando bene, no? E che è preoccupante. Aspirare al quinto posto, arriviamo quinti, l'Italia va bene, abbiamo ottenuto il quinto posto, attenzione, non è quello che poi ti risolve tutti i problemi se tu non incominci a costruire una casa con solide fondamenta. Certo, ci risolve un problema perché partecipi al Champions League, ranking UEFA, quindi magari partecipassimo l'anno prossimo, quindi mica lo stiamo dicendo che sarebbe un dramma, no, benissimo, però attenzione, secondo me non ci arrivi con questa filosofia dal dire ma ci arrivi con la filosofia che tu azzanni il campionato, tu dici io punto al massimo. Io non credetti alle parole di De Lorenzo, no, ma noi vinciamo il campionato, lottiamo per il campionato, perché sembrava detta da bravo ragazzo, non che ci ha detto una bugia, ma non ci credeva lui negli occhi. Io punto al massimo, quest'anno sono riuscito ad arrivare quarto a 76 punti, sono stati necessari perché bastavano 74 punti. Se non avessi puntato al massimo, quei 74 punti non li avrei mai fatti. E invece noi stiamo stabilendo i nostri obiettivi giornata dopo giornata a ribasso. Non so se adesso sono stato chiaro. Certo, è chiaro, è come quel discorso, se il Napoli punta allo scudetto si qualifica in Champions. E questo lo faceva Mazzarri. Valerio, questo lo faceva Mazzarri. Quando andava un po' bene in Champions e noi facciamo quinti, perdevamo col Bologna di Pioli. Te lo ricordi? Come no? Pioli, tra l'altro, è un nome che mi sta perseguitando nei miei incubi, perché mentre tutti parlano di Conte, di Italiano, di Thiago Motta, di Tudor, non vorrei, non lo so, poi ci ragioniamo. Sai qual è? Che Pioli è troppo educato come allenatore. Ma infatti, veramente una persona per bene. Ma io mi sto proiettando, perché secondo me Pioli potrebbe anche funzionare, ma mi sto proiettando a come se lo mangiano. Quello ti dicevo. Attenzione, Pioli non è uno che non capisce di calcio. Assolutamente. Attenzione, specifichiamo. Guido Gentilboni no. È uno che capisce di calcio, anche ormai la sua esperienza, un campionato l'ha vinto, forse uno l'ha buttato. Però è una persona molto educata, si tiene certi schiaffi con una signorilità, mi piace molto da quel punto di vista. Cioè non è Guardiola, ok, ma in Italia Guardiola non c'è, non verrà mai, forse solo a farsi le vacanze. E non è l'ambiente adatto, perché tu, soprattutto in questo momento, o meglio, non è se tu non hai una società che ti scherma da morire, quello. Altrimenti di nuovo, cioè, come ha fatto De Laurentiis con Garcia, mandiamolo nella fossa dei leoni. La penso come te, però Pioli è un signor allenatore ed è un signore che non è detto che sia un merito a Napoli, per dire. Abbiamo visto Benitez era un signore, gli hanno fatto a Santo Lazzaro e a volte era anche ammirevole per come riusciva a trattenersi e rispondere con signorilità e ironia, però poi lo paghi, perché lui poi ce lo spiegò, lo spalla a spalla, veramente fu una lezione di aveva capito, lo scrisse il Mimmo Caratelli, ha detto: ha capito più Benitez in questo poco tempo a Napoli di molti napoletani a Napoli. Alzo le mani di fronte a Mimmo Caratelli, se lo scrisse lui, ed era vero, perché aveva capito la filosofia sana e quella malsana. D'altronde ce l'ha raccontato il grande Edoardo, cioè della parte sana e la parte malsana di Napoli, cioè, tutti i grandi geni, siamo andati a leggere le biografie, le interviste fatte da grandi professionisti, mostrano le varie sfaccettature di una città che è meravigliosa, ma purtroppo anche del lato oscuro, che ti toglie energia, e nel calcio al giorno d'oggi purtroppo non c'è il tempo. È diventato sclerotico, non è più come un tempo, non c'è il tempo, altro che il campionato è lungo, il campionato è sclerotico. Questa dovrebbe essere invece lo vogliamo rendere lungo, dobbiamo renderlo meno sclerotico. Ma la frase che non sono stato lungo, scusa, pure io, il campionato è lungo, mi fa sorridere, perché è lungo per un Sassuolo, ma per un Napoli può sbagliare 10 partite, Mo ne ha sbagliato 11. Quando è lungo il campionato del Napoli? È lungo che può sbagliare 3 partite nel giro di ritorno. Questo è il campionato del Napoli, è che adesso nel giro di ritorno può sbagliare dalle 3 alle 4 partite. Per sbagliare intengo tra pareggi e sconfitte. Questa è la lunghezza del campionato del Napoli, cari colleghi. 3-4 partite, e più tardi le sbaglia meglio è. Guido Gentile, grazie infinite. Vedo una cortesia, Valerio, sì, ma so che avverrà tranquillamente. Non ti ho mai chiesto una cortesia, la chiedo alle amiche belline. Io mi sono visto che le mie 2 amiche sono molto giovani, hanno 30 anni, 21 anni.
persone di cultura e deliziose. Ma uno c'ha la febbre, io voglio fare questo speciale, non è che lo prometto, non lo facciamo, questa influenza sta colpendo molti ed è molto lunga. Considerate che già io mi sento un cretino a parlare a un video, al telefono, e sono molto meno, non voglio dire bravo, meno spontaneo rispetto a quello, scusa questa parentesi. Quando avverrà questo speciale, insomma, non è che dovete commentarle bene con le persone commentate, però ricordate che siete di fronte a due ragazze che non fanno per mestiere le divulgatrici, ma sono stiliste, quindi loro devono realizzare delle cose bene ma non raccontarle. Ma sono convinto che verrà una cosa molto carina e piacerà particolare. Però ho detto, chiedo insomma come atto insomma di cortesia di comportarsi da gentiluomini, da gentil-donne, perché bisogna sempre contestualizzare. Io sono un pessimo divulgatore web, Valerio mi spinge pessimo nel senso che non ho continuità, mi trovo ancora meccanico quando registro i video perché mi sento un cretino a parlare a un telefono, ve lo dico questa cosa qua. Però ho detto, loro hanno accettato con entusiasmo, poi ci sono venuti dubbi, e se non lo sappiamo fare, ho detto, se viene male lo cancelliamo, ma siete bravissimi, ho detto, perché non è il loro mestiere, quindi ogni cosa va contestualizzata. Quindi spero di farvi questo regalo quando sarà. Sono sicuro che quelle 2, 3, 4, 5, 100 persone che lo vedranno avranno la cortesia di essere gentiluomini e gentildonne, perché non tutti nasciamo con, tra l'altro, questa straordinaria predisposizione già naturale di Valerio. Valerio è un fuoriclasse, non è vanitoso, però se la mangia la telecamera, e non tutti hanno, io non ho la sua bravura, lo dico, non sono non me la mangio. Io, se vedete i miei video, spesso abbasso lo sguardo, non perché ho nulla, perché mi vergogno. È una confessione che vi faccio, no? Detto, non ho nulla, c'ho questo telefono su 3 piedi, e delle amiche mi ha detto, Guido, ma noi vogliamo vedere i tuoi occhi, sono belli, non sono così belli, perché mi vergogno. Valerio è un animale da palcoscenico, d'altronde ha preso un po' anche da papà. È il papà, senza dubbio. Ma era, scusa questa parentesi, ma mi portavo avanti, ma so che non capiterà mai, non ci sarà nessuno, perché nessuno ha mai scritto cose scortesi, ma sono molto protettivo con le persone. Io, è chiaro. Ti abbraccio fortissimo, Guido Gentile, piano sequenza, per la famosa, ritorniamo nella famosa live della terapia di gruppo, perché questo è stato diventato. Ragazzi, siamo quasi arrivati a 1000 like, siamo arrivati a 3 ore di live. Bevo, io vi saluto in realtà. 10 like, datemi 10 like finali e vi rispondo a Salvatore che ti sei collegato tardi, amico mio. Guido ha aperto con la notizia su Maradona, quindi chi si fosse collegato più tardi vi consiglio di recuperare tutta la live, perché tra i vostri commenti, gli spunti che mi date e quello che abbiamo dovuto smentire, come la presenza di Conte può essere un indizio, no, e dobbiamo cominciare a essere un pochino più meno buoni, meno possibilisti, anche meno prudente devo essere, perché sono stato troppo prudente quando vi ho detto delle cose, nella speranza, nel romanticismo di rivedere il Napoli andare a 1000 come sapeva fare. 1007. Vi abbraccio forte. Io però avevo già con la sigla già avevo capito, perché c'era proprio Mazzarri. Esiste una GIF di Garzia che fa così, ma io avevo usato Mazzarri perché io vengo dal futuro.
sì, io l'ho visto con il è chiaro, Cup Miners. Noi ci siamo concentrati su... Ma quello poi arriva, Cup Miners e Scalvini, Dragusin e Sam